Bentrovati a Sveglia Trieste, questa mattina la rassegna stampa, gli ospiti in studio. Prima avremo i consiglieri circoscrizionali Anastasia Adoglia di Forza Italia e Marina Coricciati del PD, poi nella seconda parte Alberto Pasino, consigliere comunale della lista Russo, Franco. Come sempre i collegamenti con la polizia locale e le previsioni del tempo. In regia con me c'è Guido Indri. Partiamo dalla lettura del quotidiano Il Piccolo. Subito sotto la testata: la Cina, le regioni annesse devono restare alla Russia. Balcani, in 200.000 in piazza per Vučić, e questa la speranza serba. Fondo Monetario Internazionale boccia la linea di Meloni, flat tax e pensioni, serve realismo. Ancora una bocciatura per il governo Meloni. A questo giro è il Fondo Monetario Internazionale a criticare. Nel suo rapporto periodico rimarca che la crescita 2023 sarà sopra le attese, con il PIL a più 1,1%. E poi quella che è stata un po' la notizia del giorno per quanto riguarda il nostro territorio. Scoperta la banda del Rolex, 3 in manette, 2 in fuga. Tra i 5 membri una 37enne triestina, al via le indagini a dicembre 2021 dopo il primo colpo. L'incubo è finito, scrive la collega Laura Tonero. La banda dei Rolex, che da oltre un anno ha tenuto sotto scacco Trieste mettendo in assegno diverse rapine, è stata fermata. 3 dei componenti sono già stati arrestati dalla polizia, 2 sono ricercati. Al vertice della banda c'era una coppia composta da un 33enne albanese e una 37enne italiana residente a Trieste. Erano loro gli organizzatori, la mente delle rapine, e hanno agito con la complicità degli altri 3 indagati, un 20enne svizzero residente a Udine, un 38enne italiano residente in Svizzera e un 39enne albanese. Poi di spalla vediamo l'alluvione, gli aiuti comunitari dal PNRR, 6 miliardi contro il dissesto, l'Unione Europea, salviamo anche Venezia, l'Europa è con voi, ripete Ursula von der Leyen, mentre si sposta dall'Emilia Romagna a Venezia. I fondi per ripristinare l'equilibrio stravolto tra la natura e l'ambiente edificato ed evitare nuove alluvioni ci sono. E poi ancora il processo, uccise per gelosia, il 17enne Trajković, chiesto l'ergastolo ieri al Tribunale di Trieste. Ex meccanografico, uffici di Esatto con 13 postazioni. E poi ancora cantine aperte, un tour in 78 tappe, l'evento che è stato presentato, di cui si ha una sorta di guida sul giornale. Il Fondo Monetario Internazionale boccia le promesse di Meloni, la flat tax è irrealizzabile e sulle pensioni serve una stretta. Il Fondo Monetario, l'assegno previdenziale sia più allineato ai contributi, l'UPB, la tassa piatta penalizza i redditi medi e favorisce quelli alti. Andiamo a vedere quelle che sono le raccomandazioni della Commissione europea. Nelle raccomandazioni periodiche Bruxelles ha suggerito di procedere con la riforma fiscale, ma anche di avere prudenza sui conti pubblici e accelerare sul PNRR. La Corte dei Conti, la magistratura contabile ha bocciato le iniziative economiche del governo e ha sottolineato come la prossima legge di bilancio sarà complicata da attuare in toto. L'ufficio parlamentare di bilancio ha posto l'attenzione sulla flat tax e avverte sulle coperture finanziarie in grado di mettere a repentaglio i conti dello Stato. Dunque un out-out del Fondo Monetario Internazionale su quelle che sono, diciamo così, le previsioni di azione da parte del governo guidato da Giorgia Meloni. La Corte dei Conti e l'apporto del PNRR, cruciale per 2/3 della crescita. Dal piano dipende l'aumento del PIL atteso nel 2023-2026, ma l'attuazione procede a rilento. 1,2% l'incremento medio del prodotto interno lordo previsto nei prossimi 4 anni, 24 miliardi e mezzo i fondi spesi dall'Italia a fine 2022 nell'ambito del PNRR, il 12,8% del totale.
Governo in trincea, 6 miliardi per tagliare il costo del lavoro, 0 per i contratti pubblici, niente spazio per gli investimenti, tranne quelli in ritardo del PNRR, scrive Alessandro Barbera. La notizia più rassicurante e al tempo stesso preoccupante per il governo Meloni è arrivata da Berlino. Dopo l'attento ricalcolo, l'Istituto di Statistica ha ufficializzato che l'economia tedesca è in recessione, quella che una volta era la locomotiva d'Europa non è più tale. L'Italia cresce comunque a un ritmo dell'1%, ma c'è poco da gioire perché l'interdipendenza fra le due economie è enorme e presto o tardi le conseguenze di quella recessione si faranno sentire anche oltre il confine a sud delle Alpi. Qualche impatto lo avrà anche da noi, ammetteva ieri il Ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti. Andiamo ancora avanti. Con Selice, ordine di lasciare le case allagate. La sindaca dispone lo sgombero mentre sono iniziate le vaccinazioni dei residenti contro il tetano. Tutti in coda e oggi si replica. Via tutti, scrive Lodovico Poletto, inviato a Conselice, dalle case ancora allagate, da quell'aria che puzza di marcio e la respiro ormai anche a centinaia di metri da dove c'è l'acqua che ristagna da più di una settimana. Via tutti rapidamente perché i rischi per la salute potrebbero essere alti. È tutto scritto nell'ordinanza firmata ieri dalla sindaca di Conselice Paola Pula. Da oggi chi abita nelle case, nelle cassine che sono ancora a mollo se ne deve andare, non più un invito ma un obbligo. Giorno 10 da quando metà paese si è trovato con l'acqua in casa, adesso non c'è più tempo, l'azienda sanitaria quindi ha raccomandato le vaccinazioni a tutti. Dal PNRR 6 miliardi di euro per il dissesto, von der Leyen, ora salviamo Venezia. La Presidente della Commissione europea in Italia ricorda i fondi per mettere in sicurezza il territorio e rilancia le case green per l'emergenza climatica. Il costo dell'alluvione in Emilia-Romagna, secondo le stime, di 10 miliardi. 250.000 è il numero degli abitanti del capoluogo veneto fino alla fine del 2022, parliamo ovviamente di Venezia. Marco Bresolini, inviato a Bruxelles, dice Europa è con voi, ripete Ursula von der Leyen, mentre si sposta dall'Emilia Romagna a Venezia. I fondi per ripristinare l'equilibrio stravolto tra natura e ambiente ed evitare nuove alluvioni ci sono. Li prevede il Next Generation EU che ammontano a 6 miliardi di euro. Ma per averli è fondamentale andare avanti con l'applicazione del PNRR, ricorda appunto la Presidente della Commissione europea. Nel piano di intervento previsti anche 400 milioni per la messa in sicurezza del Po. I fondi contro il dissesto idrogeologico sono 228 per quanto riguarda la sola Emilia-Romagna. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia sono 45,9. Ancora la Presidente della Commissione europea, dobbiamo rivedere urgentemente il modo in cui costruiamo e riscaldiamo le nostre case. L'ex sindaco di Venezia dal 2000 al 2005 Costa dice iniziamo a pensare un post Mose. Ora serve un progetto per aiutarci nei decenni a venire. Una chiusura, dice lo stesso Costa, come prima cosa problemi con il ricambio d'acqua e se il Mose è sempre attivo le navi non possono entrare in laguna, questo rende difficile se non impossibile il lavoro del porto. Quindi la soluzione è individuare dei punti di attracco fuori dalla laguna. Sono già stati fatti dei progetti e qui in qualche modo questo discorso riporta alla mente il tema del porto offshore di Venezia sostanzialmente, no? Con delle navette che poi portano merci ma anche passeggeri, dice Costa, dallo scalo esterno alla laguna sino a Venezia. Vedremo poi cosa ne verrà fuori. Anna Maria Bernini, subito 4.000 posti in più ai test di medicina e nuovi fondi per fermare il caro affitti. La ministra dell'Università, agli ospedali mancano specialisti. Aiuteremo gli atenei per i nuovi ingressi. Risorse e tempi del PNRR non permettono di costruire immobili, ma abbatteremo i costi per gli studenti. Abbiamo creato nuovi posti letto, ma il vero obiettivo è quota 52.500 entro il 2023.
e 26. Aumenteranno del 30% i posti per chi si vorrà iscrivere a medicina nel prossimo anno accademico. Ci saranno incentivi per specializzazioni accoglienti e non respingenti e il Ministero dell'Università e della Ricerca garantirà che il costo degli affitti sarà inferiore a quello di mercato. Sono le promesse rivolte da Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca, alle studentesse e agli studenti che fin dal suo arrivo alla guida del Ministero stanno incalzando con le proteste come quella delle tende. Dunque questa la decisione e in qualche modo anche l'appello per quanto riguarda gli studenti universitari e in qualche modo una promessa sugli affitti. Piantedosi, possibile la gestione diretta dei CPR se le cose non funzionano. Il Ministro alla 7 sulle immagini girate nel centro di Gradisca, Roma, intende valutare un commissariamento in caso di situazioni non soddisfacenti. Scrive Diego D'Amelio, i centri di permanenza per il rimpatrio che non funzionano potranno essere commissariati dallo Stato, lo dice il Ministro dell'Interno Piantedosi a commento del servizio di La 7 che ha raccontato le condizioni del CPR di Gradisca, se n'è raccontato anche con un dibattito bello acceso nel corso della puntata di Ring. Sono state mostrate le immagini degli scontri fra stranieri e polizia avvenuti ad aprile e l'intervista in cui 3 giovani ospiti raccontano che tutte le persone all'interno della struttura assumono psicofarmaci in grande quantità. C'è anche l'interrogazione della senatrice del PD Tatiana Roiz, fare chiarezza su quanto riportato dai media, poi ripensare radicalmente al sistema degli psicofarmaci che vengono appunto dispensati all'interno del centro. Mafia e politica, 30 anni senza giustizia, il 27 maggio 1993, la strage di via dei Georgofili a Firenze, c'è un'inchiesta ancora aperta, caccia ai mandanti occulti esterni alla mafia. Lo ricordiamo, autobomba agli Uffizi, fu un attentato compiuto dalla mafia a Firenze all'1:04 del 27 maggio 93 nei pressi della Galleria degli Uffizi. Famiglia distrutta, l'esplosione dell'autobomba con 227 kg di tritolo e T4 causò la morte di 5 persone e il ferimento di altre 48. I processi tra i Bosco Nannati e anche Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio. Negli anni indagati anche Berlusconi e Dell'Utri. Mobilità sostenibile, caccia ai fondi del PNRR. La Giunta punta a ottenere risorse per l'area della Venezia Giulia. Amirante dice piano da attuare in concomitanza con Go 2025, la manifestazione che vedrà Gorizia e Nova Gorizia collaborare sul fronte della capitale europea della cultura. Imprese, diventa strutturale la riduzione dell'aliquota IRAP per chi investe nel welfare. Scrive Marco Ballico, lo spazio è stretto perché i progetti finanziati saranno solo 7 con garanzia di 3 al sud Italia, ma il Friuli Venezia Giulia ci prova. L'obiettivo è portare a casa 2,3 milioni di euro del pacchetto PNRR per far decollare un progetto pilota nell'ambito della mobilità sostenibile con valenza soprattutto turistica. Insomma, questa è la sfida del Friuli Venezia Giulia. La scuola di Grassucci, quelle versioni condivise per accorciare le distanze, il Festival Parole Ostili si è aperto con una mattinata dedicata agli studenti, 500 in platea e migliaia collegati in tutta Italia. Il caso immobili acquistati dall'assessore Bini a Trieste, i beni sono stati rilevati per 750.000 euro da una società che aveva stipulato un leasing con Mediocredito FVG. 3 unità immobiliari comprate a Trieste dall'assessore Bini, l'acquisto avviene in modo regolare, ma a vendere un foro commerciale, un grande appartamento e un garage e la banca Mediocredito all'epoca dei fatti controllata, cioè Mediocredito vendette e all'epoca dei fatti era controllata dalla Regione. Tanto basta per suscitare, scrive Diego D'Amelio, dubbi sull'opportunità dell'operazione, ma l'esponente della Giunta Fedriga si difende, ha agito nel massimo rispetto della legge. La vendita l'ho saputo da un'agenzia, dice ancora l'assessore regionale al turismo e alle attività economiche e allo sviluppo economico. Dnipro, bombe sull'ospedale, colpito il policlinico della città, la rabbia di Kiev, crimine contro l'umanità, nuovi raid di droni oltre confine, i filorussi, missili
ucraini su Mariupol. La Cina gela Zelensky, le regioni annesse devono restare a Mosca, l'inviato di Xi incontra Lavrov a Mosca e chiede all'Europa una tregua. Andiamo ancora avanti, la grande folla in piazza per Vučić e questa la Serbia della speranza. Centinaia di pullman da tutto il paese a Belgrado a sostegno del leader, qui in più di 200.000. Un'altra Serbia a convergere su Belgrado, assai diversa rispetto a quella delle 3 marce contro la violenza sostenute nei giorni scorsi dall'opposizione, una folla formata da tantissime persone arrivate dal paese profondo, mobilitate con centinaia di autobus. L'obiettivo, sostenere il presidente serbo Aleksandar Vučić, l'obiettivo della Serbia della speranza, recitavano gli slogan in piazza. Sindaci albanesi insediati, scontri nel nord del Kosovo, Europa e Stati Uniti condannano la violenza, Washington, Curti si fermi. Ancora avanti con il punto della situazione su Cantine Aperte, trovate sul giornale tutti i indirizzi e riferimenti per quella che può essere una idea per il weekend. Parte il weekend lungo di Cantine Aperte, tutta la cultura del vino da scoprire in 78 tappe per festeggiare la 30ª edizione. L'iniziativa viene prolungata fino a lunedì fra degustazioni, visite guidate, concerti e cene. Da Trieste a Pordenone, coinvolti agriturismi e ristoranti per il cibo abbinato ai calici. La mappa disponibile anche sul web e il QR code indirizza le schede con dettagli e modi di prenotazione. In provincia di Udine 50 le realtà aperte, fra Trieste e Gorizia in 18 aprono le porte, 9 a Pordenone. La pagina scientifica arriva Dormi, il braccialetto che studia il sonno creato da Faraguna. Il fisiologo della start-up Sleepacta da anni è impegnato su questo fronte, strumento non invasivo, ci dà molti dati. Il suo nome suona come un allettante invito, si chiama Dormi, scrive Giulia Basso, ed è un dispositivo indossabile omologato a strumento medicale, un braccialetto che monitora continuamente la qualità e i disturbi del sonno, inviando a distanza i dati clinici al medico. A inventarlo è stato il fisiologo triestino Ugo Faraguna, specializzato nello studio dei meccanismi del sonno, tra i fondatori con il padre Dino della start-up dell'università Pisa Sleepacta. La qualità del sonno è qualcosa di cruciale, dice, può influenzare la salute, può causare malattie neurovegetative. Trovata dopo 36 anni una terapia genica per combattere la distrofia muscolare, ciò di cui si occupa nell'approfondimento Mauro Giacca, ma il farmaco prima di essere messo in commercio dovrà passare attraverso una serie di sperimentazioni. Rientriamo un attimo in studio per venire dunque anche alle pagine locali, l'università. Elezioni studentesche, la lista SIM vince ma di misura sull'AM, Link Trieste non sfonda, affluenza in crescita tra il popolo universitario che si attesta sul 29%, larga la rappresentanza femminile, esordio del movimento goriziano FAST. I componenti della lista SIM che ha vinto le elezioni, Cristiana Scimone, la nuova Presidente del Consiglio degli Studenti, ed eletta nella prima seduta del Consiglio di rappresentanza. Economia, con salvo lo sbarco di Lufthansa in ITA, rafforza le rotte su Roma e in Europa. In corsa nella gara europea per il volo su Linate abbiamo 12 collegamenti per Francoforte e puntiamo su Monaco. Dunque, scrive Baldico, unità Airways più strutturata perché rafforzata la partecipazione del 41% di Lufthansa avrà un effetto positivo anche su Ronchi. Dunque, se proprio su Linate Trieste Airport sta lavorando per garantire nuovi collegamenti, consalvo chiedere appunto che con Lufthansa si potranno rafforzare il trasporto business ma anche altre connessioni internazionali per quanto riguarda Ronchi. Macchine da caffè, Friulia investe in DTI che punta verso est.
La finanziaria regionale entra nel capitale con il 26,3%. L'azienda controlla uno stabilimento anche in Ungheria. Dalle macchine per il caffè alle attrezzature per le cucine professionali, dalle macchine per l'erogazione di bevande, l'automotive, c'è la tecnologia di DTI, azienda friulana sul quale appunto Friuli investe, una settantina gli addetti, di cui 15 dedicati a ricerca e sviluppo, 2 stabilimenti a Udine in Ungheria, ricavi 2022 a 5,2 milioni di euro. Insomma, un'azienda che insomma promettente, su cui Friulia investe e sostiene. Ferrero, Ferrari e Barilla le migliori aziende, la classifica Merco sulle società italiane. Micucci, valutato anche il comportamento etico e sociale. Ferrero si conferma l'azienda italiana leader dal punto di vista della reputazione. Il colosso dolciario nato ad Alba, 12 miliardi di fatturato, 39.000 dipendenti, seguita da Ferrari e Barilla. Nella top 10 ci sono Armani, Luxottica, Apple, Lego, Samsung, Ikea e Google, quindi comunque diciamo le branche italiane di una serie di aziende estere che operano in Italia. Apple, Lego, Samsung, Ikea e Google comunque entrano nella top 10, mentre le prime 4 sono pienamente di marca italiana. Trieste, la banda dei Rolex, 3 arresti, caccia agli altri 2, tra i 5 membri una 37enne triestina, il via alle indagini a dicembre 2021 dopo il primo colpo. Andiamo a vedere il servizio dal nostro telegiornale di ieri di Gianluca Paladin. Non solo intimidazioni e minacce, ma anche pestaggi, bastonate e colpi di pistola, tutto pur di sfilare il Rolex alle vittime designate. Come nel caso dell'imprenditore Fabio Galgaro, raggiunto da un proiettile davanti alla sua villa di Rupi in Piccolo e finito in rianimazione all'ospedale di Cattinare, solo fortuitamente non colpito in un punto vitale. La banda dei Rolex finalmente è stata presa. Al termine di una lunga indagine, il 16 marzo scorso la Polizia di Stato ha arrestato 3 cittadini, altri 2 invece sono ancora a piede libero. Un uomo italiano di 38 anni, 2 albanesi di 33 e 39 anni e uno svizzero di 20 anni, ma anche una triestina di 37 anni, unica donna del gruppo. Ora il dubbio è che potrebbe essere la stessa resasi protagonista di altri furti di orologio, sfilando con destrezza il Rolex dal polso dei malcapitati. I membri della banda sono accusati di aver messo a segno le rapine commesse in varie zone della provincia di Trieste, ma anche a Sesana in Slovenia e a Pavia. Mancano all'appello altri 2 complici, la squadra mobile di Trieste li ha già identificati. Il primo episodio è avvenuto nel dicembre del 2021 ai danni dell'imprenditore triestino Fabio Baldè, rapinato fuori dalla sua villa in costiera mentre rincasava con l'auto. I 2 rapinatori gli avevano puntato la pistola al volto, poi è risultata una fedele riproduzione di una Glock ma a salve per farsi consegnare 2.500 euro in contanti e il Rolex Daytona che aveva al polso. Il 4 marzo 2022 il secondo episodio con le stesse modalità. Una coppia era stata sorpresa alla propria abitazione, pistola alla mano i rapinatori avevano immobilizzato la donna mentre il compagno veniva colpito in testa da entrambi gli aggressori che gli avevano poi sfilato dal polso il prezioso orologio. Poi la doppia aggressione ai danni della stessa vittima, prima la tentata rapina nel giugno del 2022 e poi una consumata nel settembre dello stesso anno. Un imprenditore era stato colpito in testa con un bastone e costretto a consegnare ai malviventi il Rolex da 13.500 euro. Nel gennaio del 2023 invece ecco l'episodio che ha coinvolto l'imprenditore triestino Fabio Galgaro. Uno dei rapinatori con volto coperto gli aveva puntato la pistola al volto, ma Galgaro aveva reagito cercando di allontanare l'aggressore. Il rapinatore aveva aperto il fuoco e Galgaro era stato colpito al collo. Per una questione di millimetri il proiettile non aveva attraversato punti vitali. Pochi giorni dopo la banda aveva colpito in Slovenia, a Sesana, un cittadino italiano era stato colpito violentemente con una barra di ferro. Una volta tramortito i rapinatori si erano impossessati dell'orologio. L'ultima rapina era avvenuta a Pavia. La squadra mobile è riuscita a risalire alla banda dei criminali grazie alle intercettazioni telefoniche e alla collaborazione della polizia svizzera e di quella albanese. Proprio oggi il personale della squadra mobile di Trieste si è recato al confine italo-svizzero per prendere in consegna uno degli arrestati che si era rifugiato all'estero. Allora, proseguiamo con il quotidiano Il Piccolo. Abbiamo parlato della vicenda della banda dei Rolex, oggi sentiremo anche un estratto delle parole dell'imprenditore triestino Fabio Galgaro, che appunto è stato una delle vittime, per fortuna come dire, salvandosi da quel colpo di pistola, ma è stata una delle vittime delle rapine. Ieri sera ha parlato in diretta
a Ring. L'altra notizia invece di cronaca giudiziaria della giornata di ieri è relativa al processo per l'omicidio di Robert Trajković, ucciso a 17 anni, ergastolo. La richiesta del PM per Ali Kashim, l'accusato dell'omicidio di Robert Trajković, la difesa contesta l'aggravante dei futili motivi. Tra l'altro il giovane imputato ieri si è sentito male quando il PM ha letto la richiesta davanti ai giudici e agli avvocati di parte. Allora, ricordiamo il caso in breve: il delitto avviene nella notte tra il 7 e l'8 gennaio 2022 in via Rittmeyer 13, nel sottoscala di una palazzina che ospita appartamenti e bed and breakfast. Il ritrovamento: il corpo di Robert viene trovato accasciato nel seminterrato sotto al pianerottolo dell'ingresso del palazzo. Il laccio era ancora stretto attorno al collo. Il fermo: il giorno dopo il ritrovamento Ali confessa e finisce in carcere in stato di fermo. Il movente è la gelosia per la ex che Robert frequenta da pochi giorni. Ergastolo senza isolamento diurno, scrive Piero Talandini, e la condanna chiesta ieri dal PM Lucia Baldovin per Ali Kashim, il 22enne accusato dell'omicidio del 17enne triestino Robert Trajković, strangolato appunto in via Rittmeyer. Il PM ha escluso la premeditazione, ma ha ribadito che c'era la piena intenzione di uccidere e ha riconosciuto l'aggravante dei futili motivi. Il movente, riconducibile alla gelosia per l'ex fidanzata che aveva cominciato a frequentare Robert. Poi le parti civili che ieri hanno richiesto risarcimenti per oltre 1 milione di euro, la famiglia presente, insomma una vicenda che all'epoca dei fatti colpì anche tantissimi amici di Robert. Vedremo poi cosa deciderà il giudice. Rissa nella notte in un locale di Costalunga, colpito da una bottiglia perde un occhio. Il fatto è accaduto tra il 25 e tra il 24 e il 25 di maggio, dopo la finale di Coppa Italia. Ad avere la peggio è stata una 33enne di origine serba. Un triestino di 36 anni è stato denunciato. Andiamo a vedere il servizio di Gianluca Paladin, che ieri era sul posto. Vai. Rissa l'altra notte qui al Red Baron all'interno del locale tra un italiano e un cittadino di origine serba. Ad avere la peggio proprio lo straniero che a seguito della colluttazione ha perso un occhio. Un diverbio scoppiato per futili motivi, rapidamente degenerato, e dopo qualche spintone oggetto rotto all'interno del locale, ecco che parte il lancio di un bicchiere di vetro che si frantuma sul viso del malcapitato. L'uomo, un 33enne serbo, ci ha rimesso un occhio. Era una serata come tante, quella tra il 24 e il 25 maggio. A un certo punto, all'interno del Red Baron di via Costalunga, si è accesa una discussione tra un 26enne triestino e un 33enne serbo. Rapidamente dalle parole si è arrivati alle mani, tanto che all'interno del locale sono state rotte alcune bottiglie di grappa e danneggiati alcuni quadri appesi. A un certo punto il 26enne avrebbe afferrato un bicchiere di vetro, scagliandolo contro l'altro avventore, procurandogli seri danni al viso. Immediatamente il titolare del locale ha chiamato il soccorso sanitario e la polizia. Nel locale sangue ovunque, tanto che ancora oggi il proprietario ripuliva il pavimento. Alcune tracce sono rimaste anche sul marciapiede fuori dal bar. Il serbo, trasportato al pronto soccorso di Cattinara dai sanitari del 118, ha perso un occhio a causa delle gravissime ferite subite. L'aggressore invece è stato denunciato per lesioni dalla Polizia di Stato. Secondo quanto appreso da Tele4, il 26enne triestino anche in passato si sarebbe reso protagonista di episodi simili. Allora, ci fermiamo un istante per la pubblicità, riprendiamo tra poco ancora con la rassegna stampa, poi ci saranno le 2 fasi dedicate agli ospiti. Restate con noi, restate su Tele4. Pubblicità. Bentrovati ancora in diretta a Sveglia Trieste. Proseguiamo con la rassegna stampa. Ulteriore sopralluogo all'ex meccanografico del sindaco di piazza e dell'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, il cantiere dell'edificio che presto sarà pronto. Esatto e welfare in sacchetta.
scusate, prende forma la nuova sede, uffici aperti al pubblico nel febbraio 2024, configurato l'assetto dell'edificio, piano terra e parte del primo alla SPA esatrice, un livello e mezzo ai servizi sociali. Scrive Massimo Greco, si possono già immaginare le 50 sedie che gremiranno al pian terreno la sala centrale da 150 metri quadrati, destinata ad accogliere i futuri utenti di Esatto che andranno a questionare su bollette e tributi comunali. I 4 livelli, 2.800 metri quadrati, sbozzati dalle Ferrovie dello Stato nella seconda metà degli anni 80 e comprati al grezzo dal Comune una quindicina d'anni dopo, è pronto, parola del direttore dei lavori Paolo Ricci, all'85%. Il costo della ristrutturazione in sacchetta, iniziata nel novembre 2021, è salito di 300.000 euro a quasi 5 milioni, anche perché si installa un impianto fotovoltaico, intervento che comporta uno slittamento della consegna Esatto, consegna che avverrà a fine luglio, poi ci saranno i collaudi e le altre opere del caso. Cantieri da lunedì, asfaltature dal centro città fino a Barcola. L'assessore alla pianificazione territoriale Babuder annuncia che da lunedì 29 maggio proseguirà il lavoro di ripavimentazione in asfalto di diverse vie cittadine. Il programma vedrà interventi in orario diurno in via Perarolo, via San Bortolo, da Strada del Friuli a via Bovedo, divieto di sosta e chiusura al traffico veicolare 024 per la durata di una settimana. In orario notturno di notte si interverrà su via Roma, via Geppa, via Milano, con chiusura salvo mezzi di servizio pubblico nell'orario notturno 22/6 per la durata di 2 giorni. E ancora in via Ghega a tratti con orario notturno 21/7, in largo Sonnino stessa cosa. Impianti sportivi, l'opposizione reclama un cambio di passo. Le prese di posizione del Dem Salvati e del capogruppo di Adesso Trieste la Terza in merito alle dichiarazioni dell'assessore Lodi in quarta commissione. Strascichi, dopo le parole della Lodi, Salvati parla di tutte le opere incompiute dall'amministrazione comunale, tra le quali la palestra polisportiva di San Giovanni, dove i lavori sono fermi da anni. Quanto alle parole di Giorgio Rossi, la Terza dice che insomma, per quanto riguarda il no ribadito alla piscina all'aperto della Bianchi relativo e la copertura, sul tema la stessa Lodi ha dato ampia disponibilità rispetto al no ribadito nelle scorse settimane del collega Rossi. Oggi abbiamo ricevuto la risposta rispetto a quella che da parte di Rossi è una posizione strettamente personale, dice Adesso Trieste con la Terza, che poi polemizza diciamo così, sulle differenti posizioni dei due assessori. Basso tuba, organo, fagotto, clavicembalo, il Tartini svela il fascino degli strumenti. Un centinaio di studenti ciceroni ha guidato aspiranti musicisti e semplici curiosi fra i segreti del conservatorio. Open Day ieri pomeriggio nello storico edificio di Via Ghega con gli aspiranti allievi che hanno potuto sperimentare gli strumenti, anche quelli meno praticati ma non per questo meno affascinanti, come il basso tuba e il fagotto tra gli altri, insomma. Comune, università, teatri, patto per ricordare Svevo. Trieste si prepara a festeggiare il centenario della pubblicazione della Coscienza di Zeno, dice Sara Piccione nel suo pezzo, il più celebre romanzo dello scrittore triestino. E in questo senso c'è una novità anche sul fronte teatrale. Se andiamo al servizio del nostro Umberto Bosazzi di ieri, tutti insieme per Zeno, perché sarà proprio la Coscienza di Zeno ad inaugurare la prossima stagione del Teatro Rossetti. Grazie alla regia, prego. Una nuova grande produzione sveviana inaugurerà la stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. La notizia circolava fra gli addetti ai lavori che coscienziosamente avevano osservato la regola del silenzio in attesa della presentazione del cartellone fra qualche giorno. Non è difficile a questo punto immaginare di cosa si tratta, tanto più che stamani lo Stabile, assieme all'Università e al Teatro Verdi, ha sottoscritto con il Comune il protocollo per le celebrazioni del centenario della pubblicazione della Coscienza di Zeno.
protocollo che fra l'altro sancisce anche altro. Un progetto, un programma fitto di eventi che ha visto collaborare gli enti principali culturali della nostra città, rendendosi anche conto quindi quanto sia importante far rete e quanto sia importante far sistema. Dunque la coscienza di Zeno a Rossetti, tappa fondamentale di un progetto artistico vasto che si è andato concretizzando nel tempo. Il progetto artistico del nostro direttore Paolo Valerio mette al centro appunto per la prossima stagione, ma a partire già da adesso, dai prossimi giorni, tutta una serie di eventi che vanno in questa direzione, la valorizzazione di quest'opera, questa grandissima opera della letteratura italiana. Le celebrazioni hanno preso il via già nei primi mesi dell'anno con un convegno, fra gli appuntamenti in programma un altro convegno in concomitanza con l'inaugurazione del Museo Lex Letteratura Trieste a Palazzo Biserini. Un altro convegno sarà invece organizzato dall'Università. L'Università è assolutamente presente, lo fa tra l'altro anche tramite la partecipazione a un programma finanziato dalla Regione che vede coinvolti non solo i dipartimenti, il Dipartimento di Studi Umanistici, ma addirittura quelli di altre scienze dure. Tra le proposte teatrali anche le voci della coscienza messa in scena da Gioia Battista. Il Teatro Verdi parteciperà con un importante concerto sinfonico il 30 giugno, un concerto con musiche di Mahler e di Strauss che ripercorre un po' il clima culturale, musicale che ha vissuto Svevo. Infine conferenze e presentazioni di libri. Proseguiamo, sport, cultura, ambiente, turismo, Trieste capitale con Mare Nord-Est. Nel vivo in Piazza Unità la rassegna presentata ieri in Regione fra Denti d'Oro e Academy Award, seminari, laboratori scientifici, eventi per un weekend all'insegna di mare, cultura e sport. Andiamo a vedere anche qui il servizio del nostro Gianluca Paladini della rassegna che ha inaugurato ieri e che vede in Piazza Unità il suo fulcro. Torna da oggi fino al 28 maggio Mare Nord-Est a Trieste, una 3 giorni ricca di attività tra cultura, sport, fashion, arte e ambiente nella 12ª edizione della rassegna, diventata punto di riferimento per le attività del mare dell'intera area dell'Alto Adriatico. Sì, una 12ª edizione veramente ricchissima di contenuti e che tra le altre cose da quest'anno ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e che insieme all'assessorato regionale all'ambiente stesso e alle istituzioni cittadine, comunali e diciamo così, a livello generale diciamo, di tipo regionale ci hanno permesso questa scoppiettante 12ª edizione. Una 12ª edizione che tra le altre cose si arricchisce di eventi studiati appositamente per i giovani in cui per esempio brillerà la visione delle stelle durante la sera con le proiezioni su Mole Audace e contemporaneamente anche la parte relativa alla moda dove utilizzeremo dei vestiti che vengono praticamente ad essere tirati fuori dall'utilizzo delle materie plastiche e quindi i laboratori per i bambini e quindi tantissime cose veramente. Anche nel 2023 vengono riproposte la rassegna internazionale delle attività subacquee a cura dell'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee, giunta alla 2ª edizione e la cerimonia dei premi Tridente d'Oro. Oltre a sport e a tutta la cultura marinaresca va anche detto che ci sono gli Oscar della subacquea, quindi un evento eccezionale con eccezionali premiati. L'anno scorso chi salvò 13 ragazzi nel budello di una grotta per 1 chilometro in Thailandia, precedentemente Jacques Cousteau, Walt Disney, quindi parliamo di grandissimi nomi della ribalta internazionale in vari settori e quest'anno andremo a vedere chi sarà il premiato, certamente di altissimo livello. Ovviamente non si può parlare di mare e del nostro golfo senza parlare anche di ambiente, abbiamo un golfo bellissimo con dei grandi campioni nello sport e dobbiamo essere anche grandi campioni nell'ecologia, per cui partiamo da progetti di cultura che parte dai più giovani e dai bambini, ma anche con iniziative come queste che vanno a sensibilizzare tutta la popolazione. Quindi un bellissimo mix, cultura, sport ed ecologia. Andiamo a vedere allora anche il programma odierno di Mare Nord-Est. Allora, a partire dalle 10, conferenza del divulgatore e videooperatore Piero Mescalchin, cui faranno seguito il conferimento delle Academy Award alla società Cabi Cattaneo e il conferimento di un altro Tridente d'Oro al geologo Giuseppe Mastronuzzi. Nel pomeriggio, 15:30, è previsto l'incontro Un mare di scatti nell'Alto Adriatico con il fotografo subacqueo Adriano Morettin. Seguirà nella tensostruttura di Piazza Unità la conferenza del professore di archeologia subacquea Massimo Capulli che relazionerà sul tema tra lagune e mare, relitti di età romana nelle acque di Grado, tra l'altro tema
di cui ci siamo occupati anche in un altro servizio del nostro Umberto Bosazzi. In via Fabio Severo, uno dei 17 ambulatori del network con un'equipe di specialisti, disturbi alimentari, arriva alla rete Food for Mind, mentre sbarca in città la Sapienza Online, opportunità in più per i giovani. Nasce in via Querini, nella sede di Assoforma, il polo didattico dell'Unitelma, il braccio telematico del prestigioso Ateneo Romano. Nato nell'ambito giuridico-economico, scrive Francesco Severi, l'Ateneo Online propone corsi di diversa natura, dal management delle organizzazioni pubbliche all'informatica, dalla psicologia all'archeologia, fino alla laurea triennale in scienze dell'amministrazione e sicurezza. Quindi un punto di riferimento a Trieste per chi vuole aprire un proprio percorso di laurea online. La Trieste creativa ci riprova con 17 artigiani in Piazza Borsa. Dopo l'esordio natalizio in Ponte Rosso, ecco l'edizione primaverile appoggiata da Comune e Confcommercio. Inaugurazione il 1 giugno, chiusura il 5, tessuti, legno, gioielli e cosmesi. Quindi un'altra iniziativa legata appunto al fronte artistico-artigianale. USB in sciopero, ieri è stata una giornata complicata per spostarsi in autobus e anche per quanto riguarda la scuola, perché anche qui le adesioni sono state elevate allo sciopero dell'USB che reclamava in primis salari più alti in un momento in cui l'inflazione galoppa e non si vedono aumenti salariali da oltre un decennio per i lavoratori dipendenti. Ieri mattina sia in diretta a Sveglia Trieste che poi nel nostro telegiornale abbiamo documentato il presidio dell'Unione Sindacale di Base che ha lanciato lo sciopero in tutta Italia, intervistando Sasha Colautti. Cioè che i salari si alzano alzando i salari. Dal 2008 ad oggi il lavoratore medio in Italia ha perso il 12% del salario reale. In contemporanea nessun aumento degli stipendi per i dipendenti. E da questo dato che scaturisce la protesta dell'Unione Sindacale di Base, oggi in piazza in tutta Italia in occasione dello sciopero generale. A Trieste le bandiere dell'USB hanno sventolato in piazza della Borsa per rivendicare il diritto all'adeguamento dei salari all'inflazione. Noi sentivamo un'urgenza che è quella di rispondere a quello che in questo momento è il caro vita che stanno subendo le persone, le famiglie. Io do solo un dato, che quest'anno l'inflazione si è mangiata 2.500 euro di una famiglia, un fatto pesantissimo a cui va risposto ovviamente intervenendo sul salario. Noi diciamo per aumentare i salari bisogna aumentare i salari. In primo piano per l'USB anche la questione Varsila, con una situazione che a quasi un anno di distanza dalla decisione dell'azienda di chiudere non ha fatto sostanziali passi avanti sul fronte della reindustrializzazione. C'è un tema che noi poniamo e che sta anche al centro dello sciopero di oggi a livello generale, cioè che il governo non può farsi fare le politiche industriali dai privati. Su Varsila c'è un errore fondamentale, che il governo, il Ministero e le parti che hanno condiviso quell'accordo hanno affidato all'azienda, cioè chi se ne sta scappando, la responsabilità di ricercarsi un sostituto. E questo è un errore clamoroso, perché non è accettabile che le politiche industriali di un territorio, soprattutto quello di Trieste, che ha dei vantaggi notevoli che potevano essere offerti anche a quei 25 soggetti che si sono affacciati per la reindustrializzazione e che sono andati persi, siamo davanti forse a un atto di violenza. Che questi lavoratori, come molti lavoratori italiani, subiscano delle politiche industriali che non rispondono a nulla se non alle desiderata delle aziende. Allora, laboratori di memoria promossi dalla LILT, conoscere il cervello ci permette di aiutarlo a funzionare bene anche nei momenti di difficoltà. La LILT, in collaborazione con Optimens, promuove un ciclo di laboratori non ti scordare di te, pensato come strumento di supporto alla ripresa dell'attività lavorativa e quotidiana delle persone che in seguito a terapie oncologiche sentono la propria memoria e altre funzioni un po' più offuscate. L'indirizzo è l'indirizzo mail legaturismotrieste@gmail.com, il telefono è lo 040 39 83 12. Trieste Coffee Expert, i primi relatori del summit organizzato dalla Bazzara, l'organizzazione internazionale del caffè, che vedrà a Trieste dal 25 al 26 novembre al Savoia l'evento organizzato dalla Bazzara.
Muggia, nasce sotto il municipio il nuovo infopoint per i turisti. Sarà inaugurato lunedì prossimo nella sala Negrisin, cui si accede dalla loggia del Palazzo Comunale e sarà gestito direttamente da Promoturismo FVG. Nasce dunque il nuovo infopoint di Muggia, aprirà alle 13 di lunedì 29. Nicola Del Conte, l'attuale vice sindaco di Muggia con delega al turismo, dice: con questa apertura si apre un importante percorso di marketing del nostro territorio. Si tratta del 20° infopoint aperto in regione, che darà la possibilità anche ai turisti che arrivano a Muggia di avere tutte le indicazioni del caso su percorsi, alberghi e quant'altro. Morupino taglia la Tari, risparmi medi del 27%, quanto approvato dal Consiglio Comunale di Morupino nel piano economico finanziario. Fascino e gusti del Carso alla marcia dei Cosce, l'escursione nella zona del Monte Ermada. Poi la festa delle ciliegie celebra l'edizione 60, la tradizionale sagra di Caresana. La festa delle ciliegie a Caresana, in frazione di San Dorligo, 60ª edizione, quindi si riparte con chioschi gastronomici aperti oggi dalle 17 e domani da mezzogiorno. Bene, rientriamo un istante per andare anche alle pagine sportive del quotidiano Il Piccolo con la situazione in casa triestina. Allegretti, l'uomo delle promozioni, l'Unione nel cuore, oggi è alla Clivense, 5 salti di categoria in 7 anni per l'ex Alabardato, salito in D con Granoce come vice e contento nello staff, si racconta nella sua avventura. Intanto quarti a Lecco c'è il Pordenone, Renate Pista Pavanel, ritorna in campo stasera la Serie C con le partite di andata dei quarti di finale e il giorno del debutto in questa post-season del Pordenone, sconvolto dalla notizia dell'istanza di fallimento. Stasera intanto i neroverdi sono a Lecco, mentre per quanto riguarda i rumors allenatori c'è un interessamento del Renate per Pavanel. Allora andiamo a vedere invece le parole, le parole del presidente della Pallacanestro Trieste Richard Di Meo sulla situazione societaria, sul futuro, sul nuovo GM. La retrocessione è stata un duro colpo, ha messo a dura prova la nostra organizzazione. Ma noi riteniamo che si tratti di una reale e concreta opportunità di rinnovare la società. Una retrocessione che pesa ancora per tutti, in primis per il Cotogna Sports Group che ha in mano la società. Parole chiare quelle del presidente della Pallacanestro Trieste Richard Di Meo, che ha chiarito come però sul caso Varese, la cui penalizzazione è stata ridotta per 2 volte incidendo sulla lotta salvezza, la società è pronta ad andare avanti in tutte le sedi giudiziarie opportune. Il nostro team di avvocati sta lavorando e valutando quanto avvenuto a fine stagione. Riteniamo che ci siano stati fattori esterni che non possiamo accettare e stiamo quindi pianificando un ricorso. Faremo quanto possibile, mentre allo stesso tempo ci prepariamo per una stagione in A2. Dunque il nuovo general manager che lavorerà alla costruzione della futura rosa. Il cambiamento di management è in corso. Siamo in una fase avanzata del processo di ricerca di un nuovo GM e lo annunceremo molto presto. Siamo in una fase direi molto avanzata. Mario Ghiacci, attualmente vicepresidente, non avrà più quel ruolo in ambito sportivo, ma resterà comunque nel board della società. La prima azione riguarda Mario Ghiacci e sono molto lieto di dirvi che Mario resterà in società, diventando un senior advisor come consulente e mantenendo il proprio posto in consiglio di amministrazione. Dunque i programmi per il futuro campionato di seconda serie, l'obiettivo promozione è quanto mai esplicito. Sul tema del mercato dirò solamente che vogliamo comporre il giusto team per i risultati che dovremmo raggiungere il prossimo anno. Non vogliamo passare più di un anno in Serie A2 e agiremo di conseguenza.
E la nostra parola chiave al momento è rebirth in inglese, quindi rinascita. Percepiamo l'impazienza dei tifosi e non vediamo l'ora di potervi fornire aggiornamenti. E questo sarà veramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ora però dobbiamo concentrarci sul futuro e insieme guardare avanti. Con quello vi ringrazio, a presto. E a proposito di guardare avanti, il tempo della fiducia e della speranza per le big triestine, scrive Giovanni Marzini nella sua palla di cristallo. Dopo i giorni delle lacrime e del batticuore è giunto il tempo della fiducia e della speranza. Fiducia in chi si è preso gli oneri e fin qui pochi onori per gestire lo sport di vertice cittadino, speranza per aver scommesso ad occhi quasi chiusi su persone corrette e soprattutto capaci. Di notizie attese dall'oltreoceano, da quelle che non a caso è la patria di uno sport così tanto amato in questa città, la fiducia accordata alla giovane cordata statunitense si mescola oggi alla speranza che ci sia consapevolezza di cosa significhi in una cultura che non contempla la parola retrocessione risalire la china dopo questo passaggio all'indietro, diciamo così. Andiamo avanti. Ieri anche nel corso di Sveglia Trieste con proprio il direttore sportivo della Pallanuoto Trieste abbiamo fatto il bilancio di un'annata, quella legata al waterpolo triestino, particolarmente intensa, che si è chiusa con una semifinale di Coppa e con un quinto posto in campionato che permette alla Pallanuoto Trieste ora di giocare anche l'anno prossimo in Europa. Abbrazzati, bilancio ok, torniamo in Eurocup e cresciamo ancora. Ivo Bego si congeda, il DS ora sappiamo reggere il ritmo di 3 gare alla settimana. La gioia di Mladosic, Mezzaroba e Capitan Petronio, lo ricordiamo, sono state più di 54 le partite giocate dai ragazzi quest'anno, una situazione di numero di sfide clamorosa se si pensa che in periodo Covid si era andato sotto le 20, quindi insomma veramente una rivoluzione dal punto di vista della tenuta fisica e mentale. Staccare per il secondo anno consecutivo il pass per le competizioni europee è stato un obiettivo centrato con merito, scrive Tosques, la prima volta in 20 anni di attività. Il sodalizio del presidente Summer si è dovuto cimentare contemporaneamente in 3 competizioni, campionato, Coppa Italia e Eurocup, insomma una stagione veramente super intensa. Tra Avličkova e Atuoka, la nuova regina di grado, stiamo parlando del $60.000 del torneo che si concluderà oggi alle 17:30 sul campo della TC di Grado. Ocean Race, collisione dell'Atlantico, la Klapčić, la triestina, non era a bordo. Nella terza della serata di giovedì il team ha allertato il centro di controllo della Ocean per denunciare una collisione probabilmente con un mammifero marino. La barca del team si trovava a largo di Terranova. Le notizie giunte dall'Atlantico, pare che abbia determinato il ferimento di un paio di feriti. Dopo l'incidente l'equipaggio ha rallentato la marcia per effettuare i controlli. La barca, per quanto è stato possibile valutare visivamente, non presenterebbe grandi danni. Pecile, salvezza a Granada, ottimismo per Trieste, la città andalusa dove allena in festa per la permanenza nella massima serie. O tifato a distanza per i biancorossi, ha detto Andrea Pecile. Un finale di stagione al Cardiopalma ha regalato ad Andrea Pecile la salvezza del massimo campionato spagnolo. Granada in festa dopo l'ultima giornata vietata ai deboli di cuore, nella quale la società andalusa doveva vincere in casa contro la Juventud Badalona, sperando nella contemporanea sconfitta del Real Betis a Madrid. 40 minuti sul filo del rasoio, ma alla fine la squadra ce l'ha fatta. Pecile dice poi una retrocessione che proietta Trieste nella giungla di 1-2 da cui sarà complicato risalire. Dice Pecile però mi sento ottimista perché le parole che ho ascoltato da parte del presidente De Meo mi hanno tranquillizzato. Non è comune sentire una proprietà che dice a chiare lettere che l'obiettivo è restare solo un anno in A2, la volontà di costruire subito una squadra pronta a risalire c'è ed è un punto di partenza molto importante. Pecile tra l'altro torna a Trieste dalle 26 al 30 giugno, dice saremo a Vilara con bambini e bambine dai 6 ai 13 anni,
ancora pochissimi posti disponibili, dal 9 al 15 luglio sold out, dal 15 al 21 luglio a Lignano Sabbiadoro con ragazzi dai 9 ai 17 anni alle prese con volley e basket. Pallamano purtroppo sfuma il sogno tricolore degli under 17 triestini, Carpanese il gruppo meritava di più, sconfitta nell'ultimo turno del girone eliminatorio di Cologno che blocca la corsa allo scudetto di Trieste, sconfitta di misura tra l'altro 23-24. Jadran e tifosi in blu per spiccare il salto, stasera alle 21 Picina, la Monticolo e Foti comincia la serie con Vicenza che mette in palio l'interregionale, insomma un altro obiettivo potenzialmente molto importante. Inter, Atalanta, Juventus, Milan, è sempre sprint per l'Europa, tra Lecce, Spezia e Verona, 180 minuti di passione invece per non retrocedere, parliamo ovviamente della Serie A di calcio. Noi ci fermiamo un istante per la pubblicità, ci rivediamo tra poco con gli ospiti in studio. Bentrovati ancora in diretta a Sveglia a Trieste, come preannunciato le due ospiti della quarta circoscrizione, abbiamo Marina Corricciati del PD, bentrovata, buongiorno. Buongiorno, bentrovati. E Anastasia Adoglia di Forza Italia, buongiorno e bentrovata. Buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per averci invitato. Allora vi chiedo innanzitutto di fare una panoramica su quelli che sono magari i nodi, le questioni diciamo così più importanti relativamente alla quarta circoscrizione di cui siete entrambi appunto rappresentanti. Stiamo parlando di Barriera Nuova, San Vito, Cittavecchia, sono quelle che sono i rioni, diciamo così, che compongono questa circoscrizione. Parto da Marina Corricciati per chiederle quali sono, diciamo, i punti su cui più spesso mettete l'attenzione, dove serve qualche miglioramento, insomma, le chiedo intanto una prima panoramica da parte sua. Va bene. Allora, le problematiche che di solito ci vengono segnalate sono prevalentemente quelle legate ai disagi che hanno i cittadini riguardo ai lavori pubblici o ad esempio appunto alle asfaltature, marciapiedi, quindi quelle sono le segnalazioni, diciamo, abbastanza, chiamiamole base, che ci vengono fatte. Dopodiché magari ci sono altri tipi di segnalazioni che riguardano anche dei problemi come dire, risolvibili più anche sul lungo periodo, come possono essere ad esempio la tematica dei parcheggi, dell'assenza di parcheggio del traffico legato alla chiusura delle rive per le navi da crociera, o ad esempio l'assenza della piscina terapeutica, che quello è un problema che ovviamente riguarda tutta la città, ma essendo nella quarta circoscrizione insomma ci si sente di sottolineare. Ecco. Cioè dice serve una soluzione per i momenti in cui arrivano le navi da crociera, vengono sgomberate delle rive, i residenti non sanno che fare, dice, non ci sono spazi. Non sanno che fare i residenti e comunque tutti i cittadini che vengono in città. Ci sono ovviamente dei parcheggi di cintura, mi viene in mente il parcheggio per esempio con Parco Sant'Andrea, però magari bisognerebbe informare di più o stimolare di più le persone, ma vengono chiuse e c'è anche tantissimo traffico in più, perché ovviamente tutte le macchine che andrebbero sulla parte rive non hanno sfogo né di parcheggio e continuano a girare sul fronte mare, quindi su quelle strade principali. E dopodiché riguarda anche i turisti, perché anche i turisti mediamente vengono in centro e cercano di parcheggiare tutti in centro. Anche lì il parcheggio, quello vicino a Teatro Romano, è molto spesso pieno, tra l'altro anche bene, insomma, però forse una comunicazione anche ai turisti più incentrata a appoggiarsi diciamo, ai parcheggi di cintura cosiddetti e magari raggiungere la città in altro modo potrebbe essere magari un primo modo per un po' avere un traffico non così congestionato. Ecco. Vado subito da Anastasia Adoglia, ma sento la telefonata, non voglio perdere il telespettatore. Pronto, buongiorno? Pronto, si sente? Sì, prego. Allora,
Intanto ringrazio l'amico Guido che mi manda in onda. Buona giornata, dottor Marco, a cui voglio dire di apprezzare il nuovo format di Sveglia Trieste, con i collegamenti dalle varie vie e piazze locali di Trieste. E buona giornata alle sue gradite ospiti circoscrizionali Marina e Anastasia. Solo telespettatore Claudio Visintin. Faccio innanzitutto un plauso dovuto alle forze dell'ordine di Trieste, che hanno in tempi brevissimi sgominato la banda dei Rolex e per come monitorano le nostre piazze più calde. E mi si permetta di dare giusto merito per il gioiello che è stato fatto a Roiano. La nuova piazza prende forma, l'asilo nido sarà d'avanguardia, e poi con la capiente autorimessa e con il parco urbano. Poi è stato fatto un ottimo lavoro con la nuova sede di Esatto. Chiedo ad entrambi le consigliere, in particolare Anastasia Doglia, di farsi interprete per, insisto, la riqualificazione della barda sotto il colle di San Giusto, con sassi bianchi e rossi come in costiera, e infine, se si può, liberare dalle transenne davanti all'ex fiera al lato piazzale dei Gasperi e per poter parcheggiare almeno finché non iniziano i lavori. Grazie per l'attenzione e buon lavoro. Grazie Claudio, prego Anastasia Doglia sia la risposta sia quella panoramica di cui avevamo parlato. Assolutamente, intanto ho preso nota delle segnalazioni del nostro gentile telespettatore Claudio Visintin, che ci segue sempre con grande affetto, e un saluto anche a sua moglie Graziella. E per quanto riguarda i parcheggi sulle rive è effettivamente un problema, perché crea parecchi intasamenti e disagio ai cittadini e anche ai turisti stessi. So che si stanno prendendo dei provvedimenti, in quanto probabilmente verrà istituito il parcheggio di Via Carli proprio per dirottare i turisti utenti delle navi da crociera, e anche Trieste Marine Terminal, per quanto riguarda il Molo Quarto, ha ampliato le zone dedicate proprio per cercare di snellire. Diciamo che in corso d'opera stanno ampliando e sistemando un po' la cosa. È come un Tetris, non è facile da risolvere in un attimo, anche perché questo evento, ma anche in maniera positiva, ha assunto dei numeri importanti, per cui adesso ci si sta adoperando. In più anche i nostri colleghi consiglieri hanno creato delle mozioni apposite per segnalare in maniera più evidente dove sono siti i nostri parcheggi, come il Silos, come Park San Giusto, il Molo Quarto stesso, e anche magari ne verranno creati degli altri, e quindi, come avviene in altre grandi città, che quando uno si reca e arriva verso il centro cittadino ci sono dei display elettronici in alto messi proprio parcheggio, zona, proprio per dirottare le persone, senza evitare anche giri inutili che concorrono ad intasare ancora più il traffico. Certo, certo. Abbiamo un'altra telefonata, la sentiamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Allora, in zona San Vito Bazzoni sono comparsi alcuni cartelli per intervento elettrico da mercoledì 24 maggio a sabato 1 luglio 2000 e con portate via i raccoglitori delle immondizie, eccetera, eccetera, e cartelli vari, divieto di sosta. Avete idea voi di che intervento elettrico si tratti? Via Bazzoni. Via Bazzoni e San Vito. La parte alta di San Vito, dove ci sono i San Pietrini, non sappiamo se li tireranno via. Ma poi il problema è che dice che le sospendono la fornitura elettrica? No, questo no, ma è tutto zona evidentemente che non lo so, insomma, su cui non si deve posteggiare le macchine. Hanno portato via tutti i raccoglitori là, escovazioni, come si usa dire. Quindi un intervento di sottoservizi, insomma, verrà evidentemente aperta la strada. Non sappiamo se faranno cos'è, la banda del buco, no, non credo. Quindi non abbiamo idea di che tipo di intervento, perché poi dal 24 maggio al 1, non giugno, luglio 1 del 7. Evidentemente sarà un lavoro stradale
ai sottoservizi. Non so se la consigliera Doglia aveva detto allora, perché qualcosa. C'è un gruppo su Facebook che anche noi tutti i consiglieri siamo iscritti e un po' a turno rispondiamo. Proprio un nostro collega ha trovato la stessa perplessità, la stessa domanda posta dalla nostra gentile telespettatrice. Lui ha risposto così, che ci sono dei lavori di sostituzione dei piloni elettrici e installazione di nuove luci. I piloni attuali sono ammalorati e potrebbero collassare sulle macchine e persone di passaggio, soprattutto nei giorni di Bora. Quindi una sostituzione anche per sicurezza, e comunque anche il nostro collega consigliere si sta informando di nuovo in merito, quindi lavori di manutenzione causa proprio usura dei piloni stessi. Quindi insomma una risposta comunque l'abbiamo data. Grazie alla signora che ha chiamato. Prima di iniziare, Marina Corricciati del PD mi parlava anche del tema musei, perché ovviamente siamo in una circoscrizione in cui ce ne sono tanti e voleva sollevare il tema appunto di eventuali problemi. Non ho ben capito, ma mi diceva prima di iniziare. Su questo volevo intervenire. Sì, e per quanto riguarda i musei c'è questa problematica che non è ancora risolta, si stanno interessando ovviamente tutte le parti politiche. Però secondo me è importante comunque... Di che musei parliamo? Dei musei sotto il contratto, quello sottopagato. Esatto. Ok, non musei, quindi stiamo parlando dei lavoratori museali. Va bene, ok. I lavoratori museali, e quindi risulta appunto importante sottolineare che bisognerebbe darsi da fare. So che ci sono tavoli e quant'altro, però sarebbe opportuno anche che i contratti rispecchiassero le mansioni dei lavoratori, perché fare dei contratti di un tipo e poi chiedere che sappiano l'inglese, magari accompagnino i visitatori e quant'altro e siano in grado di dare informazioni, non sono mansioni comunque che riguardano invece il contratto che hanno. Dopodiché esiste un contratto Federcultura, il contratto per i lavoratori della cultura, che sembra che debbano essere sempre tra i più sottopagati, perché se uno lavora nella cultura lavora perché gli piace e quindi non ha diritto a uno stipendio dignitoso, ecco, per portare avanti la famiglia e portare il pane a casa, come si dice. Quindi questo è comunque un invito che poi anche la mia collega vedo che annuisce, quindi è comunque un invito, diciamo, bipartisan, ma a veramente accelerare questa questione, risolverla, e io spero che quando ci saranno i nuovi appalti per i lavoratori museali eccetera, appunto venga applicato un contratto adeguato, preferibilmente con il Federcultura. Ecco, da quello che si sa, appunto entro fine giugno dovrebbe arrivare la soluzione ponte. Almeno questa è stata la promessa dell'assessore Rossi in Commissione Trasparenza 4 giorni fa, non so se voleva anche intervenire la Doglia. Ho seguito ieri Ring, tra l'altro, che si è parlato ampiamente, mi fa piacere che tutte le nostre forze politiche siano all'unisono per risolvere questa problematica. Ripeto, io non so come sia stato creato questo tipo di contratto a quel tempo, è un insulto poter dare dei stipendi di 3,85 € netti all'ora a persone che lavorano come noi, 8 ore al giorno, che hanno una famiglia, ma che dignità gli dai? È una cosa vergognosa. Posso capire magari uno come primo impiego, che è giovane, che vive con i genitori, faccio la gavetta, ci provo, ma c'è gente che ha 50-60 anni, che ha famiglia, ha una vita, ha delle spese, non è ammissibile. Maggior ragione anche la selezione a monte che venga fatta appunto con il personale che sappia parlare più lingue, perché giustamente anche la nostra città sta assumendo una piega sempre più turistica, e quindi queste persone è giusto che ci siano e che lavorino motivati, perché hanno una dignità, hanno un lavoro tra l'altro molto bello, e che possano anche essere a disposizione dei cittadini e dei turisti. Abbiamo ancora una telefonata, la sentiamo, pronto? Sì, pronto? Prego signora. Buona giornata a tutti. Buongiorno. Tutta la redazione, in particolare il dottor Marco. Prego, grazie. Io la conosco da 30 anni fa, quando raccoglieva le musicassette in via Frescobaldi in un piccolo ripostiglio. Non so se si ricorda. Vabbè.
E chiuso l'argomento. E poi io la conosco molto bene perché mio marito frequentava la vostra prima sede in via San Francesco. Senta, io le chiedo se avete piacere, se è possibile, di intervistare la persona che abita in via Frescobaldi 29 al terzo piano, la quale ha molti problemi su riguardo di venire in città, naturalmente solo per motivi di salute. Qui non ha mezzi, deve prendere sempre il taxi per andare dal medico, per andare in tutte le parti. Sul finire di via Frescobaldi c'è un piccolo tratto di giardinetto che fa parte del comune, è diventato un ambiente per i cani. Ecco, dal comune non è stato mai ripulito. Soprattutto hanno raccolto 1500 firme per poter avere almeno al mattino due fermate su via Frescobaldi, almeno per ritornare, per venire in città. Questa signora ha molto piacere, le fa piacere essere intervistata, vi offrirà anche il caffè. Sì, va bene, abbiamo capito. Allora parliamo ovviamente... Signor Marco, io la ricordo bene con le sue belle cassette e tutto, peccato che insomma dopo io mi sono trasferita e quindi sono ritornata a Trieste, ma io sono una vostra amica. Bene, grazie signora, un forte abbraccio. Buona giornata, arrivederci. Stiamo parlando di Poggi Paese, stiamo parlando di via Frescobaldi, quindi la via che da Salita di Zugnano poi serve tutto il comprensorio di case che vedete guardando così in questa maniera Google Maps. Il problema è che si tratta di una via già di sé non particolarmente larga, in cui ci sono i parcheggi delle persone che ci vivono, e è difficile, se non impossibile, se non togliendo tutti i parcheggi, per l'autobus girare alla fine di via Frescobaldi, un po' come si è fatto invece nella zona di via Erta Sant'Anna, dove si è creato un'area circolare per poter permettere all'autobus di passare. Quindi azzarderei che insomma questo purtroppo è il problema di quell'area, che come ben sa la signora, conosco bene perché sono nato insomma non distante. Sì, è un problema, nel senso che ci sono delle zone della città in cui l'autobus fa fatica, e sono zone in salita in questo caso, Coricciati. Non so se volete, se avete idea della situazione. Ma di questo precisamente no, però sicuramente mi impegnerò comunque a comunicarlo ai colleghi della circoscrizione in oggetto. Ecco. Della settima. Così insomma, sì. Sì, è il problema, diciamo, che riguarda in realtà Trieste poche zone della città che non possono essere raggiunte, diciamo così, sotto casa dall'autobus. Qui servirebbe eventualmente una vettura piccola, ma anche un discorso impattante sui parcheggi, perché poi nel momento in cui si fa passare l'autobus bisogna togliere le auto per poi fare manovra. E là sì, è sempre complicato. No? Sì, anche perché nel corso degli anni sono cambiati proprio di fisionomia, gli autobus sono più lunghi e le vie sono rimaste tali e quali, magari anche ci sono state delle modifiche e la Trieste Trasporti ha mantenuto il percorso standard, per cui sì, magari un piccolo studio, approfondimento, o mettere vetture più corte come può essere la 38 che va via Bonomea, la 24 che va a San Giusto. Tra l'altro poi noi abbiamo anche dei colleghi vari in determinate circoscrizioni che sono anche, operano nella Trieste Trasporti, abbiamo anche un consigliere comunale, per cui magari di concerto si potrà risolvere. Proviamo a risegnalare. Diciamo che non è stata concepita per l'autobus proprio quella zona di partenza, evidentemente è stato fatto un errore. Ora bisogna capire se e come si può risolvere, perché effettivamente poi passare di là e non avere lo spazio per girare diventa difficile. Sì. Sentiamo la telefonata. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno stabile. Prego. Allora, io volevo fare una riflessione sull'articolo che c'era ieri sul piccolo per i nuovi presidenti dell'Itato, no? Allora, sì, se mi alzate il ritorno, perché io, scusatemi, non riesco a sentire. Si sente male? Sì, adesso. Allora io dico, volevo fare una riflessione sull'articolo che c'era ieri sul piccolo per il presidente dell'Esatto, no?
Allora, Sì. visto che abbiamo già diverse, diciamo, disgrazie, tra virgolette, a Trieste, sia di quella sanità, con i dipendenti dei musei, tutte quelle cose là. Allora, ieri c'erano 2 nomi che erano fatti in carico alla Lega, e uno era del Tocca e uno era del Santi. Ma io chiedo, c'è una prassi nazionale, una legge nazionale dove chiedono il curriculum, giusto? Allora, io dico, ma per mettere, esatto, una finanziaria, diciamo, dal comune, ci vorrà un certo curriculum. Non è come che era scritto sull'articolo che va messo delle persone perché hanno una militanza in un partito politico. Questo trovo una cosa completamente sbagliata e anche, diciamo, demoralizzante per le persone che studiano, che magari potrebbero partecipare a un concorso per poter usufruire di questa carica, no? Allora, non posso leggere sull'articolo perché uno è in carica da 10 anni con la tessera di un partito che verrà messa là e anche sono state eletti in regione perché bisogna posteggiarlo da qualche parte. Questo è un affronto per tutte le Sì, capisco, persone, lei dice non per è una tutti i questione di cittadini. nomina, è una questione Ecco. che lei è contrario alle nomine in questi casi per quanto riguarda Certo. le società partecipate dal comune. E anche da poca serietà, io spero che di Piazza si renda conto di queste cose, ora di finirla. Mettiamo le persone adeguate ai posti giusti, perché sennò diventerà tutto quanto un caso come diventa la sanità. Questo dico. Cioè, i manager devono essere coerenti, un presidente che va là deve capire di finanziaria, deve capire di bilanci, deve capire di tutte le persone, dei fabbisogni delle persone, perché esatto può avere delle persone che sono in difficoltà finanziarie, che non hanno potuto pagare le tasi, le altre tasse comunali, e deve essere cosciente e coerente con queste cose. Non si può prendere Spieghiamo nomi come e sempre pensare. che in queste Ecco. società c'è un presidente, poi c'è un direttore generale, a Ho seconda capito, del tipo però di se struttura. tu sei un amministratore presidente e mi fai elettricista e hai fatto 5 anni per un colpo di fortuna, diciamo, in regione, e quando dopo non vieni rieletto, non posso metterti presidente di un ente. Mi sembra che sia anche la legge che non so se è coerente con queste cose qua. Ecco. No, grazie. Volevo solo fare Grazie. questo Diciamo punto. che il Per questo signore grazie. dice su tutto il tema delle nomine bisognerebbe cambiare passo. Ora, al di là del caso di specie di ieri, è un tema che non è di destra o di sinistra, ma che stato così. dovrebbe trovare un appoggio, diciamo così, largo per togliere le nomine da persone legate alla politica. Poi però occhio, perché ogni volta che cambia amministrazione cambiano le persone che vengono messi nei ruoli chiave a Cegas, Friulia, IPIS, esatto, Autovie. Quindi come la pensate? Cioè, noi ci siamo dentro in quest'ambito, insomma, non mi andrebbe di commentare più di tanto. È sempre stato così, appunto, a seconda diciamo, la giunta del momento. Se qualcuno avrà piacere potrà cambiare, ma non dipende da noi, insomma, non mi va di commentare una cosa Diciamo del così, uno genere. mette le proprie donne, i propri uomini. Si tratta di giunta comunale, si tratta di regione, si tratta di ovviamente di Stato. Dopo che sia giusto o no, non sta a noi a stabilirlo, e cioè, siamo un po' di parte, non dovremmo neanche esprimerci in merito. Ecco. Corricciati. Ma mi associo a quanto, scusate, a quanto detto dalla collega, così più che altro a tutti i livelli. Insomma, stiamo vedendo anche le varie nomine a livello nazionale che vanno comunque sulla stessa scia, e così se si vorrà cambiare si vedrà poi. No. Va bene, allora andiamo un attimo in pubblicità, torniamo tra poco con la seconda parte di Sveglia Trieste, sempre dedicata alla quarta circoscrizione di Trieste, con Anastasia Doglia di Forza Italia e Marina Corricciati del PD. A tra poco. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste con Anastasia Doglia di Forza Italia e Marina Corricciati del PD, quarta circoscrizioni, entrambe rappresentanti di questa parte della città. È arrivata una mail da Stefano che dice: non diamo sempre colpa alle navi da crociera, che ben vengano,
per i parcheggi dice esiste il molo quarto. C'è l'aspetto ovviamente dei parcheggi che però, come ben sapete, non bastano, infatti sono stati allargati proprio quegli spazi. C'è l'aspetto però anche turistico, Doglia, che so lei vive in prima linea. Sì, io lavoro in una farmacia a Ponte Rosso proprio, quindi quella zona lì l'ho vista cambiare in meglio. Io ricordo il periodo durante la pandemia che era tutto chiuso. Io passando lungo la strada avevo il magone. Tutti i ristoratori e i commercianti con le saracinesche abbassate, anche noi come attività abbiamo subito un contraccolpo pesante perché tutta quella zona sono tanti uffici, banche, le assicurazioni generali, tutti sono stati forzati a fare il lavoro smart working, no? Quindi c'è stato un danno economico molto grave e adesso vedere che è rifiorita la zona ti riempie il cuore di gioia, e anche per il discorso economico. Perché purtroppo la nostra città sta cambiando filosofia un poco, sta cambiando anche il livello economico, l'apporto che viene dato. Allora una volta c'erano anche magari più medie imprese, più industrie, adesso sta plasmando più con una vocazione turistica, premettendo che poi Trieste è sempre stata una città che è nata col commercio e adesso ci sono le navi da crociera. Tanti dicono che non si fermano, non spendono. Vorrei spezzare una lancia e vorrei dire invece che ogni giorno abbiamo navi da tutte le parti del mondo, abbiamo americani, l'altro giorno ho avuto un gruppo di Washington che vengono anche da noi a comprare e spendono, si prendono la crema solare, si comprano il dentifricio, lo shampoo, dopo loro, perché io poi mi diverto, gli intervisto, gli chiedo ma quanto vi fermate, cosa fate, e hanno delle visite guidate anche sulla nostra città, hanno le guide turistiche che vi fanno fare il percorso del Joyce, quindi fanno tutto un giro in zona nostra. E tutti i ristorantini, i locali, i negozietti, quello che vende anche tutti i vari gadget per i turisti, hanno ripreso a lavorare a pieno ritmo. Per cui anche loro danno un apporto. Tante volte c'è chi critica, dice queste cose, che però non è dentro, perché magari è impiegato in un ufficio, non esce, non abita in città, non lavora. Quindi bisognerebbe dare voce anche a chi lavora là dentro, vive, in quella zona, a chi la vive. E devo dire, c'è la fila per entrare in un posto rispetto ad un altro. C'è proprio questo movimento, questa vita che è stupendo. Allora, abbiamo un'altra telefonata, la sentiamo, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno? Niente, vabbè, evidentemente è caduta la linea. Volevo andare su un altro argomento che sollevava ora la Marina Corricciati. Ci sono state queste proteste per il rischio di chiusura di 2 consultori su 4 a Trieste. Ora il tema andrà in Consiglio Comunale, so che voleva dire anche lei la sua su questa, diciamo, battaglia del territorio. Sì, perché il consultorio, quello di San Giacomo, in realtà appunto copre l'utenza anche della 4ª circoscrizione, no? Quindi i consultori appunto sono stati istituiti per il benessere, diciamo, psicofisico delle persone, aperti a tutti, e sono una risorsa preziosa e soprattutto anche diventerà un problema per i più fragili, che sono probabilmente quelli che meno riusciranno a essere raggiunti o raggiungere un punto così importante. Ecco, quindi ci sarà sicuramente una parte di giovani che magari hanno bisogno di andare lì, di chiedere aiuto, magari che per certe tematiche che magari non vogliono parlare anche con i genitori, hanno bisogno di un primo appoggio a livello di territorio e un aiuto comunque a livello psicologico e medico. Peraltro questi tipi di servizi che vengono dimezzati e sono previsti, dovrebbero essere 1 per 20.000 abitanti, qui invece dividiamo e diventa 1 per 100.000 abitanti fondamentalmente, quindi ovviamente immagino che riusciranno a coprire meno i bisogni, perché evidentemente riducendo le presenze sul territorio e i giorni della settimana, voglio dire, sono sempre quelli. Quindi sì, questa è l'importanza, anche il nome consultorio familiare, un nome
che ormai le persone lo conoscono da anni e mi pare viene cambiato, diciamo, anche la denominazione del servizio, e quindi potrebbe essere anche più difficile da raggiungere anche per chi è interessato. Comunque un presidio territoriale di sanità è importante appunto per raggiungere un gran numero di cittadini e di utenti, e appunto, ribadisco, i fragili possono essere comunque quelli che andranno a soffrire di più di questa mancanza. Se c'è una prossima telefonata la sentiamo. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego, signora. Mi chiamo Alessandra, telefono da Roiano, sono una commerciante di Roiano. Sì. Volevo solo dirle una cosa, la signora che è lì vicino a lei, una signora bionda, che non mi ricordo il nome, Anastasia ha detto Doglia. che il commercio a Trieste funziona una meraviglia, specialmente con le navi e tutto, ma forse non sa la signora che a Trieste, specialmente nelle periferie, che ci stiamo guardando negli occhi, perché il commercio è totalmente zero. Non gira più nessuno e non vedo la signora gentilmente dove vede tutto questo commercio. Il commercio lavora nella zona di Ponte Rosso, via San Nicolò, Piazza Unità e Corso Italia. Tutto il resto non esiste più niente. E lo sappiamo bene, lo sanno bene anche loro. Solo che si chiudono gli occhi e non si guarda la realtà. Perciò, se non ci crede, venga a Roiano e vedrà che anche oggi, e specialmente sabato, stiamo lì a guardarci tutto il giorno. Però le tasse e tutto il resto dobbiamo pagarle e si fa fatica. È facile quando le votazioni si fanno e si chiedono gli aiuti a noi, però dopo noi non siamo tutelati. Questo è tutto quello che volevo far specificare. Ringrazio tanto e buona giornata. Grazie signora, che parla giustamente, insomma, di quella che è la situazione invece nei quartieri, insomma, dire periferico di Roiano. No, ma sono d'accordo con la signora. Un po' come se fosse una piccola cittadina. No, ma sono d'accordo. Allora, il discorso questo però parte da molto più lontano. Io parlavo in generale del commercio del centro, un po' rifiorito. Le periferie purtroppo sono state intaccate anche da problemi che vengono da lontano, globalizzazioni, aperture sfrenate di centri commerciali, la gente che va a comprare su Amazon, internet in cerca di offerte. Io sono a favore delle piccole botteghe, tra l'altro io abito all'inizio della 4ª circoscrizione e confino con Roiano, io ero anche candidata in 3ª circoscrizione, dopo ho scelto la 4ª. Roiano, quando posso, io vado a comprare ed è bello andare nelle piccole botteghe, nei circuiti, è il fruttivendolo che costa meno che quello del centro, la scelta che c'è è un rione molto popoloso, è un bellissimo rione Roiano, tanto sono stata anche battezzata in quella chiesa di Roiano, è un rione che a me sta a cuore, a me dispiace che i rioni siano in sofferenza per questo. Posso fare un'altra testimonianza e spezzare una lancia su Ponziana, ho lavorato 10 anni nella farmacia di Ponziana, hanno aperto le torri d'Europa, hanno chiuso il bazar, hanno chiuso 2 macellerie, hanno chiuso un negozio di scarpe, un negozio di animali, le botteghe si sono decimate. Sì, ci sarebbe anche da discutere sul tema centri commerciali, perché quelli in provincia di Trieste entri col sorriso, esci col magone, perché vedi metà stalli chiusi. Non è che anche sia loro non così. stanno tanto bene, diciamo. L'unico centro commerciale che lavora non è in comune di Trieste, ma è quello di Muggia, quindi per non fare nomi. Ma no, ha degli affitti esorbitanti proprio nella farmacia dove lavorai in Ponziana, che ora è trasferita lì, ma con la vecchia gestione ci rifiutammo di andare lì. Uno, per rispetto della signora Maria, che alle 8:15 di mattina con i bigottini in ciabatte era fuori dalla farmacia a aspettare perché gli dispendassimo i farmaci, sicuro non aveva piacere andare giù per le scale mobili, entrare in questo eco mostro, io anche adoro i centri commerciali. Quindi io sono a favore della signora, questo sta anche a noi come residenti eccetera, ogni tanto andare a comprare il vestitino nell'abbigliamento che è a Roiano o a Ponziana, però questa cosa purtroppo è la globalizzazione sfrenata, le liberalizzazioni, tutte queste cose qui che si sono create, che ce le hanno imposte, noi non ce le siamo trovate davanti. Allora abbiamo ancora un telespettatore o telespettatrice, poi leggiamo anche le mail. Pronto? Sì, pronto. Prego, l'ho sentita, è scomparso, eccolo qua, prego. Di Roiano, ha ragione, qua stanno chiudendo, qua ha chiuso un bar, tempo fa ha chiuso una panetteria, stanno chiudendo la gente qua perché non si può più.
Oltre che questo qua, li volevo fare la seconda segnalazione, qua avevano fatto il parcheggio della fermata della Corriera fino a che finivano a lavorare la caserma, quei parcheggi della caserma. E mi trovo che quei parcheggi là stanno 4 corriere, ci hanno portato via 3-4 posti di macchine e non abbiamo neanche più posti per mettere le macchine. Ci sono più posti per il disabile, che stanno facendo continuamente i posti per disabile. L'ASE cantiere che lavora, qua la Corriera ha preso 4 posti anziché 2, perché c'è la 8 e la 5 bastasse quelle là. Dicevano che scancellavano via quei posti che avevano fatto fino a che finiva la caserma. Noi ci troviamo in difficoltà sempre con i parcheggi, giriamo, non troviamo mai parcheggi. Io la ringrazio, molto gentile, anche il marciapiede, che avevo fatto la segnalazione col marciapiedi sempre dalla fermata della Corriera, è disabile, proprio disabile, che la gente cade anche là. No, vedete fare qualche cosa, io la ringrazio molto. Mi scusi, un attimo, non abbiamo capito dove. In via Stock. Via Stock? Ah, ok, siamo rimasti a Roiano. Ecco qua, il via Stock il marciapiede disabile. Dopo avevo fatto le segnalazioni l'altra volta. Avevo fatto una segnalazione l'altra volta per via di Roiano c'erano parcheggi che la gente mette le macchine come viene. E gli ho detto, c'è la striscia dritta bianca, fate il segnale per ogni macchina, così la gente deve stare dentro il segnale. Va bene. Io la ringrazio, scusate. Grazie, così i consiglieri segnaleranno poi anche ai colleghi della terza colleghi competenti. Allora, vi chiedo una risposta possibilmente scritta sugli scuolabus per le scuole, Sauro e Spaccini, Coriciati, rispetto alle quali, se non sbaglio, avete fatto anche una riunione con rappresentanti dei genitori. Sì. Da febbraio dice non abbiamo avuto più notizie, quindi insomma chiedono conto della situazione. Allora, quello che posso dire, sì, noi abbiamo fatto questa commissione con i genitori perché abbiamo rappresentato ai 2 assessori che sono intervenuti anche le problematiche della scuola dove verranno spostati i ragazzi, nel senso anche le differenze con dove si trovano, la presenza di un cortile ma cementificato, non l'area verde per le attività all'aria aperta e quant'altro. Per quanto riguarda lo scuolabus, l'ultima informazione appunto che abbiamo avuto è diciamo, una promessa da parte, non so se del sindaco in persona, di aver letto, ma non vorrei dire una cosa errata, o comunque degli assessori, degli uffici competenti, sull'attivazione di questo scuolabus. A questo punto, data la domanda, mi impegno a fare un'interrogazione e avere risposta in tal senso, insomma, per capire a che punto siamo. Sì. Intanto vi faccio vedere anche da un'altra mail, via da Ponte, questa è una segnalazione più da Vigili del Fuoco, zona via Paesiello. Vedete, siccome si è parlato nell'ultimo periodo di alberi e anche a seguito della bora, questo è uno stabile di via del Ponte che è praticamente sempre 7ª circoscrizione, quindi vicino a via Paesiello, tenuto da una corda. Oddio. Che praticamente, insomma, se arriva qualche raffica in più, finisce sulle auto. Che via, mi perdoni? Via da Ponte, che è una trasversale di via Paesiello, sempre zona, diciamo così, tecnicamente giusto sarebbe Santa Maria Maddalena Inferiore, sì. Se si dice Poggi capiscono tutti. Sì. Però insomma questa è la situazione che, visto anche gli alberi di recente caduti con la bora su auto e quant'altro, insomma, direi che un giro anche dei vigili del fuoco sul posto non sarebbe male. Pronto, buongiorno! Buongiorno, parlo io? Sì, prego! Senta, mi riferisco, sono di Roiano, mi riferisco alla telefonata che ha fatto il signor Visintin magnificando i lavori della nuova piazza. Io dico che la nuova piazza è un trionfo della cementificazione. L'asilo sembra un lager, una prigione, senza finestre, solo con un cortile interno che sembra il parlatorio di una prigione. E dall'altra parte tutto quel cubone di cemento per fare il posteggio. Anche se metteranno un po' di erbetti sopra,
ma guarda il metro resta niente, proprio niente di alberi. Veramente non so come con che fantasia. Sì, mi scusi, per amore di Dio, la sua posizione sulla piazza non discuto, le informo solo, come è stato detto già almeno 3 volte tra Ring e Sveglia Trieste, che gli alberi li mettono dopo, finiscono la piazza, poi mettono gli alberi. Non possono mettere alberi sopra il terrazzo. No, certo, sul cemento no. In mezzo è rimasto pochissimo spazio, questo dicevo io. Cioè gli dice è rimasto pochissimo spazio, quindi ci sarà posto per pochi alberi. Di una parte l'asilo lager, quello che chiamo io, perché le siete finestre, per gli altri siete finestre è orribile. Visto dall'altro sembra il palatorio, il mezzo cortile, il palatorio di una prigione. Dall'altra parte questa immensa cementificazione per fare i garage, il mezzo resta ben poco. Io mi ricordo che andavo a scuola, quando era la caserma, ancora con i carri armati americani, perché io ho 34 anni, dalla Tarabocca vedevamo i carri armati americani, in questo grandioso cortile, che se quella fosse rimasto tutto giardino, sarebbe stato veramente un verde in mezzo al rione, e non questo schifo che hanno fatto adesso. Va bene, non gli piace. Abbiamo perfettamente capito la sua posizione. Grazie, sì. Prego Doglia. Consigliere, riguardo al discorso scuola, sì. Devo tenere il telefono lontano, sono un po' cieca. Dice che si stanno interfacciando l'amministrazione e che se non hanno risposte dobbiamo chiedere alla dirigente scolastica, potrebbe essere la dottoressa Salvadei se non erro, che anche in passato non ha divulgato le informazioni e le ha diffuse in parte. Comunque gli assessori e il sindaco sono sempre in contatto. Ci stiamo parlando della scuola bus. Sì, e informano costantemente la dirigente, essendo lei la diretta responsabile. Io ringrazio il consigliere per offrire l'interrogazione, per capire esattamente per dare una risposta, perché è giusto che insomma, anche i genitori poi abbiano una risposta scritta. Anche scritta. Allora, siccome abbiamo parlato anche, diciamo così, di manutenzioni, apriamo anche il discorso traffico, perché in zona quarta circoscrizione ci sono tutta una serie di progetti sulle vie. A me prima è venuto in mente via San Michele, dove si è dibattuto tantissimo anche in prospettiva di un nuovo piano del traffico, di una possibile trasformazione a senso unico o meno. Voi come la pensate, Corricciati? Allora, per via San Michele c'è appunto anche un comitato che si sta occupando della questione, che è stato comunque ascoltato da vari consiglieri della circoscrizione, e quello che si può dire è che è sicuramente una questione delicata, perché quando chiudi una parte poi vai a aumentare il traffico dall'altra, quindi sicuramente, o magari vai ad allungare anche dei percorsi, per esempio. È una questione delicata, sicuramente è molto sentita, poi c'è il problema anche delle macchine, ovviamente quelle soprattutto che vanno in discesa, che c'è quindi anche il problema della velocità. Però sì, sarebbe bello almeno vedere un progetto e poi valutare la fattibilità o meno, e anche appunto con chi diciamo vive quella strada, sia nel senso abitandoci, frequentandola spesso, o magari anche chi spesso la utilizza solamente per i suoi spostamenti quotidiani, per esempio. Senso unico in salita e in discesa, scusate l'ignoranza, perché io non ho capito bene il tema per cui si battono, cioè la facciamo in salita e in discesa, perché non è trascurabile il discorso, cioè, dal punto di vista viabilistico. Avete idea? Perché io onestamente no. In salita. In salita, quindi lasciare la possibilità di risalita verso, diciamo così, San Vito, quindi verso l'alto. Questo era anche appunto il comitato che richiedeva. Però il discorso sempre che dopo va a interessare i percorsi delle vie adiacenti, il percorso anche degli autobus stesso, per cui è un po' ancora al vaglio, però era una proposta interessante. Okay. Anche su via Romagna si era parlato di viabilità, perché è stretta, perché spesso ci sono anche macchine parcheggiate in maniera, diciamo, selvaggia. Ed è molto congestionata. Poi a parte via Romagna adesso andrebbe tutte le infrastrutture sotto da rimettere a posto, e dopo di quello rifare tutti i vari
i sanpietrini, perché la peculiarità e la bellezza di quella via è questa, e anche per la sicurezza di chi ci transita, certo, soprattutto sulle due ruote. Certo, infatti su questo so che a breve dovrebbe partire un intervento. Esatto. Pronto, buongiorno. Pronto? Prego. Pronto? È in linea, è in onda, può parlare. Va bene, grazie. Senta, io vorrei fare una reclama per la strada vecchia dell'Istria. Sono in carrozzina e sono disabile al 100%, ma non posso passare perché è tutto un buco. La strada è tutto un buco. Mi dispiace, stiamo parlando del via dell'Istria. Strada vecchia dell'Istria. Che altezza, signora? Che lunga via dell'Istria? Sì. Numeri civici, signora? Comandi? Che altezza, che numeri civici, signora? Perché è lunga via dell'Istria? Io abito al 3/1. Stiamo parlando di via dell'Istria o di strada vecchia dell'Istria? No, di strada vecchia dell'Istria. Strada vecchia, Ok. Ci racconti, lei purtroppo con la carrozzella non riesce a passare? No, perché il marciapiede è tutto un buco e devo fare il giro del mondo per andare giù e non so come fare, devo passare per la strada. Certo, quindi con una pericolosità non da poco andando con la carrozzella in mezzo al traffico. Signora, noi possiamo chiaramente segnalare, non abbiamo una bacchetta magica, ovviamente ci dispiace perché qua è un problema chiaramente molto serio di mobilità. Quindi insomma se prego. posso aggiungere, sicuramente, infatti anche mi sposto un attimo sulla nostra circoscrizione, non perché il problema della signora non sia importante, ma proprio per rilanciare anche questa attenzione sul territorio della nostra circoscrizione e anche sui parcheggi disabili. Volevo dire un attimo questa cosa qui perché si trova troppo spesso macchine senza il come si chiama? Il pass, cartellino di autorizzazione, senza il pass, o gente che approfitta e si mette con i quattro frecce perché deve andare un attimo a fare la commissione. Non ritengo sia giusto che chi ha bisogno arrivi lì e trovi il parcheggio occupato da chi non, per sua fortuna non ne ha bisogno, certo. E quindi è una cosa da attenzionare molto, ecco. Certo, beh, insomma su questo non c'è discussione, sui parcheggi disabili bisogna fare un'attenzione forte perché sennò si mettono in difficoltà le persone. Signora, un forte abbraccio, proviamo a segnalare questa questione di via dell'Istria per permetterle di muoversi più agevolmente. Ci sono problemi del genere su marciapiedi, strade anche della vostra circoscrizione che vi sono stati segnalati? Sì. Ecco, diamo un'idea. Sì, un motivo mio di orgoglio è stata Via Torre Bianca, non finirò mai di ripetere perché fu la prima mozione che presentai in circoscrizione, che erano 17 anni che si presentava a Malorata, anch'io stessa inciampai una volta e ci sono anche case di riposo, quindi anche spesso anziani che vengono condotti con la sedia a rotelle e finalmente dopo tanti anni la porzione quella che fa angolo con Via Roma è stata riasfaltata, quindi questo marciapiede adesso finalmente è percorribile, ma ci sono tante zone, magari delle vie nascoste e comunque ricordiamo che la quarta circoscrizione comprende anche la zona della stazione, quindi le vie dietro l'inizio di Via Ude, l'inizio di Via Boccaccio, Via Tor San Piero, una parte dell'inizio di Via Commerciale e lì ci sono delle aree che andrebbero anche rifatte in toto perché non sono sicure, anche marciapiedi da sistemare proprio per la viabilità di chi è disabile e anche per chi li accompagna, perché non è che devono fare gincane o cambiare lato del marciapiede perché c'è questo problema, per cui un'attenzione anche nelle zone magari marginali, le appendici della circoscrizione, c'è tanto da fare. Ma... Ancora una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Prego. Sono Luisa. Volevo dirvi una cosa, magari sono fuori strada, però questo che lo devo dire. Allora adesso è il quarto anno che mio nipote va a scuola a San Giusto, no? Pronto, sono Luisa. Ecco, allora volevo dirvi una cosa un poco triste.
Ecco, perché mi vado a prendere mio nipote a San Giusto a scuola, quest'anno c'è l'ultimo anno perché è in quarta, e allora ogni tanto come nonna vado a prenderlo, no? Aiuto mia nuora, eccetera. Allora, prima di andare a scuola a prenderlo, faccio quella passeggiata che c'è quel boschetto coi pini, e là c'è una tristezza che mi prende il cuore perché vedo tutte quelle piastre scritto i nostri morti nel combattimento della seconda guerra mondiale, no? Allora c'è tutte quelle piastre scritto morto da Dachau, morto di qua, morto di là, nella guerra, seconda guerra. E mio papà che è morto anche nella seconda guerra mondiale, nella resistenza, nel 16 aprile del 44, morto a Dachau. Allora mi passeggiando per de là con il mio cagnetto sono sempre in lacrime. Allora cerco, guardo che non sia scritto anche il mio papà. Niente, tutti se l'hanno meno che il mio papà in questa piazza. Eppure ho ricevuto la medaglia d'onore come eroe. E allora quest'anno è l'ultimo anno che vado là, però ogni volta sono piena di lacrime, perché guardo tutte le piastre quanti che sono morti per la libertà, tantissimi. E allora stavo talmente male, in questo anno ormai, e dopo non vado più su perché stavo troppo male. Grazie, vi ringrazio tantissimo. Strano che io dimentico mio papà. Tutti iscritti, infatti scrivi uno il 14 aprile del 44 e mio papà è morto il 16 del 44 e tra di me pensavo forse si conoscevano perché era da casa tutti e due. Ecco questo, scusate. Va bene. Grazie signora, un abbraccio signora. Allora chiedo a entrambe, per mettersi in contatto con la quarta circoscrizione, come si fa per chi ci ha seguito? Allora, per mettersi in contatto possono andare sia sul sito internet della circoscrizione, per esempio, e mandare delle segnalazioni all'indirizzo mail della circoscrizione che è quarta circoscrizione punto comune quarta circoscrizione @comune.trieste.it come tutti quanti gli indirizzi del comune. Esatto, finiscono così e adesso anche come consiglieri abbiamo la posta nome.cognome. Esatto, perché avesse piacere mai una domanda mirata. Certo, una domanda specifica. Direttamente a noi. Grazie Anastasia Doglia, grazie a Marina Corricciati, è tutto per questa parte, ci vediamo tra pochissimo con il prossimo ospite, Alberto Pasino della lista Russo.Franco, consigliere comunale. Tra poco. Grazie a tutti. Grazie. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste, ci ha raggiunto in studio per questa seconda parte Alberto Pasino, lista Russo.Franco, consigliere comunale. Buongiorno e bentrovati innanzitutto. Buongiorno a lei. Ha fatto doppietta. Doppietta, grazie, una delle ultime che mi riesco da questa età. E grazie per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Pasino, tra le notizie di cronaca c'è chiaramente quella legata alla banda dei Rolex che è stata, come si dice in termine tecnico, sgominata dalla polizia. Mancano ancora due elementi sui quali insomma si stanno cercando di formalizzare gli arresti all'estero. È comunque insomma una notizia importante perché devo dire che in un periodo aveva seminato un certo panico in città, salendo anche di livello dal punto di vista della pericolosità, quella sparatoria all'imprenditore Galgaro. Insomma c'era una certa preoccupazione, tanto che chi aveva un Rolex molto spesso a quel punto non girava in città, lo teneva a casa. Dunque, intanto siamo tutti sollevati e ci stiamo complimentando insomma con le forze dell'ordine, molto ben coordinate dalla PM Lucia Baldovin. È un risultato importante perché dà sicurezza. Sappiamo che il tema della sicurezza è stato a lungo declinato e addirittura cavalcato politicamente. In realtà ci sono dei fenomeni che purtroppo rischiano di diventare endemici. Trieste è una città di confine, fenomeni, insomma, c'è un certo benessere diffuso che attrae l'attenzione di malviventi. Su questo l'attenzione della politica deve restare alta, cercando di evitare gli slogan
lavorare insieme. Alcune idee possono essere condivisibili, ma insomma in questo occorre cercare di essere uniti, di lavorare per fertilizzare il territorio anche con la cultura. Fu un tema di cui parlai tanto tempo fa, non già perché certi delinquenti immaturi non delinquano, ma per fare in modo che la società dia a tutti le giuste opportunità di crescita. Questo è un tema che si collega alla richiesta di ergastolo formulata ieri dalla procura nei confronti di Ali Kashim, mi pare si chiami. Sì, sì. E lì si capisce dalla lettura del quotidiano che questo ragazzo proviene da un contesto molto complesso. E qui credo si capisca cosa intendo, cioè noi dobbiamo cercare di intervenire e sono sicuro che il Comune cerca di farlo, alle volte magari pone più l'accento sulle telecamere che non su questo tipo diverso di prevenzione, però è bene ad esempio che sia fatta una splendida emeroteca all'interno del quadrilatero di Ozzol Melara, proprio perché e in questo modo, coinvolgendo i giovani nella lettura, nell'arte, nello sport, si fa in modo che diventino cittadini migliori e in qualche modo si diminuiscano i rischi che queste persone poi vengano attratte dalla delinquenza e entrino in giri che poi alla fine risultano in eventi come quello, simile a quello in cui c'è anche una triestina, no? Coinvolta, la basista è una triestina. Assolutamente, il caso della banda di Rolex c'è una componente triestina all'interno dell'organizzazione, tra l'altro che aveva degli specialisti, perché evidentemente non si trattava di colpi fatti a caso, ma chiaramente su commissione per andare su orologi il più preziosi e rivendibili possibili. Certo. C'è una telefonata, pronto, buongiorno? Pronto? Prego. Buongiorno. Ci racconti? È mezz'ora che provo a chiamarmi voi. È difficile. Lo so, chiama tanta gente, prego. Allora, riguardo Frescobaldi. Sì. Una navetta piccola che va di su, perché c'è gente disabile, lo so. anziana, che non ha mezzi, non ha parenti, non ha moto, non ha Vespa. E un'altra roba, la navetta arriva a girare, perché gira il cambio delle scovazze. È grande il cambio delle scovazze, perché sta mia figlia là, mi vedo. Certo, però parliamo di una navetta, quindi non di un mezzo, come dire, già in possesso di Trieste Trasporti. Quindi Anche sarebbe... la grande arrivaria, perché se gira il cambio delle scovazze sarebbe un'opera proprio ben fatta per gli anziani. Già che si parla tanto di aiutarsi, di fare volontariato, sarebbe una roba bellissima, ecco. Ci sono dei anni che era un politico, non mi ricordo che c'è, che si andava a fare e dopo non è successo niente. Sono contento che ho fatto questa segnalazione, mi sa che non servirà a niente, però almeno ho detto la mia. Dai. No, ha perfettamente ragione. Grazie per la chiamata, spiego anche al consigliere Pasino, perché prima è arrivata una chiamata di una signora con difficoltà motorie che, come altri anziani che vivono in via Frescobaldi, quindi vediamo da Google Map Poggi Paese, questa salita di Zugnano, no? Questo è incrocio con via Paesiello, qui c'è il campo del Costalunga, questa salita di via Frescobaldi qui da questo punto in poi non è servita dagli autobus e qui ci sono 6 grandi condomini con tantissima gente, tra cui persone anziane e disabili, ma la via A è stretta, B ci sono le auto parcheggiate, C alla fine della via, nell'unico punto in cui, dice giustamente il signore, gira il camion dell'immondizia, può girare al massimo un mezzo di analoghe dimensioni, quindi una navetta, non so se neanche un bus di quelli piccoli potrebbe girare in quello spazio, posto che bisognerebbe comunque sul discorso auto fare un discorso serio, perché altrimenti se mandi un autobus e poi non riesci a girare diventa tutto difficile. E una di quelle, per fortuna non tantissime, ma vie in cui c'è una difficoltà, perché se uno ha problemi di motori e deve fare 1 chilometro per arrivare alla fermata dell'autobus,
diventa un problema. Certo. Allora, questa non so di quando sia la segnalazione. Questa mattina ci ha chiamato una signora, adesso è arrivato ma il problema è noto? Il problema è noto. Perché se il problema è noto, io credo che sia una questione di competenza dell'assessorato al welfare, no? Perché qua abbiamo un problema importante. È possibile che quei caseggiati, non lo so, bisognerebbe verificare, bisogna capire quanto è servito da negozi di prossimità, se quindi la necessità di... Il problema a Pasino è che sono tutte o scale o salite e discese, no? Poi di paese, quindi come dire, è una zona in cui se si è trovato appartamento lì e si va avanti con l'età diventa sempre più complicato. Sono d'accordo, ed è per questo che il tema è dell'assessorato al welfare. Se è una questione che da tempo è nota, bisognerebbe chiedere a Carlo Grilli qual è stata la questione, diversamente dovrà farsene carico l'assessore attualmente in carica. Certo, allora commentavamo prima i fatti di cronaca, volevo venire più al fronte politico, ma c'è ancora una telefonata. Pronto, buongiorno? Pronto? Vediamo se c'è il telespettatore, se no proseguo. No. Allora, c'è stato questo caso della commissione trasparenza, la questione Europromos, le mail dell'assessore Rossi, ora insomma si parla di una possibile risoluzione entro fine giugno con un aumento per i dipendenti, anche se la questione, siccome riguarda contratti nazionali eccetera, non è così facile di soluzione, però insomma c'è stato un bel caos. Sì, c'è stato un bel caos. Dunque c'è un aspetto, ieri sera Avarino mi ha chiesto di spiegare e mi rendo conto che può non essere chiarissimo qual è il contesto, ed è bene che i telespettatori comprendano. L'opposizione per legge ha uno strumento principale di sua tutela, che è una commissione che si chiama Garanzia e Controllo, ed è disciplinata dalla legge. C'è un articolo del testo unico enti locali che la disciplina. Nel regolamento comunale di Trieste, questa commissione, che si chiama appunto di Garanzia e Controllo secondo la normativa nazionale, si chiama Commissione Trasparenza, serve per fare trasparenza sulle questioni. È stata regolata così nel 2001, solo che cosa è successo? Che nel 2013 la normativa sulla trasparenza è cambiata, quella nazionale, completamente, e ha dato tutte le funzioni in materia di trasparenza a un soggetto che non è un soggetto politico, è il segretario generale del Comune di Trieste. Cosa significa questo? Che il solo strumento di garanzia offerto all'opposizione è stato vuotato completamente di funzioni. Da questo è nato un dissidio. Io quando ho ricevuto dalla maggioranza dei componenti della mia commissione una richiesta di convocarla su Europromos, dovevo a quel punto chiedere un'intesa al presidente Panteca. Il presidente Panteca ha detto no, tu non ne puoi parlare di Europromos perché non rientra nelle tue competenze. Secondo me questa è una contraddizione, perché in realtà la mia commissione non ne ha nessuna, cioè non ne ha nessuna se stiamo al regolamento del comune, ne ha se stiamo alla legge nazionale, e difatti ho forzato la mano. Lui mi ha detto guarda che se la convochi rischi la responsabilità contabile, cioè una responsabilità, rischi di dover risarcire i danni alla pubblica amministrazione, e io ho detto guardate, è la prima volta in tanti anni in cui vengono convocate trasparenze per le più disparate questioni, vengono convocati i sindacati, è la prima volta che questa cosa la cercate di fare. Guardate, siete davanti alla persona sbagliata, io faccio l'avvocato, sono indipendente, ho le spalle larghe, quindi accomodatevi, primo, e secondo, non crediate che la questione Europromos in casa mia non venga trattata perché qualcuno cerca di evitarlo. E la questione era così, voglio dire, c'era talmente tanta voglia della politica di parlarne che l'assessore Rossi, quando gliene ho parlato per ragioni di cortesia istituzionale, ho detto guarda, intendo invitarti, mi ha detto riferisci che aderisco immediatamente al tuo invito. E poi è nata quella email
No, io non voglio commentare in nessun modo se non nella sostanza, cioè lui ha detto guardate questa è una questione che dobbiamo prendere di petto perché non possiamo continuare a trattare in questo modo questi lavoratori, cioè, perché il dato alla fine è questo, cioè la politica dovrebbe aprire ogni porta perché di questa cosa si discuta. Ieri per esempio il caro Marcello Medao diceva guardate che noi da tempo ci stiamo occupando, ma questo è il tema della commissione che presiedo, si chiama controllo e garanzia. Noi dobbiamo controllare, perché è chiaro che uno sta nella sua zona di conforto, dice beh ma sto facendo, poi ci sono gli interessi dell'azienda, ci sono delle magari varie sensibilità nell'ambito sindacale, la politica fa fatica a risolvere, l'opposizione questo deve fare, deve andare là e incidere e cercare di, come dire, di accelerare. A me sembra che il tema però qui sia chiaro, nel senso, penso che chiunque stesse amministrando avrebbe tutto l'interesse a risolvere. Evidentemente c'è un nodo legato a come è stata gestita la gara d'appalto, ai contratti eccetera, che è difficile da risolvere fino alla scadenza, diciamo, del contratto, cioè dare quel, mi si passi il termine, quel aumento in più. Crea dei problemi normativi, crea dei problemi con gli uffici, quindi non credo che da parte di nessuno vi sarebbe qualche elemento ostativo a risolvere, cioè a dare qualcosa di più a queste persone che vivono una situazione allucinante. Bene, insomma. Allora io in quanto presidente della commissione che se n'è occupata e che forse se ne occuperà ancora, vorrei evitare di entrare troppo nel merito. Perché è chiaro che ci sono vari passaggi tecnici che contraddistinguono la storia passata e alcuni aspetti che sono adesso al vaglio dell'assessore del dottor Lorenzut che possono essere sottoposti a vaglio critico, ma non è quello che vorrei fare io perché della funzione di Presidente della Commissione, insomma, devo agevolare un dibattito. Quello che posso dire è che quello che è certo, che dicono tutti e che ha detto con molta enfasi lo stesso assessore, che ha usato parole molto forti, è che non è ammissibile che persone lavorino per la pubblica amministrazione pagate quell'importo lì. Questo non è proprio più ammissibile. Da un lato, dall'altro, insomma, io mi auguro che l'opposizione possa dare un contributo, o per meglio dire, che venga ascoltato il contributo che darà l'opposizione per risolvere questo problema, perché come ha detto correttamente una parte dell'opposizione, quello che si deve evitare è che si baratti il rinnovo tra un anno del contratto con una misura inadeguata, cioè questo è quello che la politica tutta insieme deve evitare. E tant'è vero che insomma, i sindacati sono allarmati, no? Insomma, bisogna fare in modo che in futuro una situazione come questa non si verifichi di nuovo. Allora andiamo un attimo in pubblicità, ci ritroviamo tra poco ancora qui con Alberto Pasino della lista Russo.Franco. Bentrovati ancora in diretta a Sveglia Trieste con Alberto Pasino, consigliere comunale della lista Russo.Franco. Allora, oggi sul quotidiano Il Piccolo si legge di questa vicenda, il caso immobili acquistati dall'assessore Bini a Trieste. I beni sono stati rilevati per 750.000 euro da una società che aveva stipulato un leasing con Mediocredito FVG, quindi insomma, come dire, c'è una situazione di allarme sottolineata anche dal quotidiano rispetto a questa vicenda. L'assessore dice: ho agito nel massimo rispetto della legge e della trasparenza, la vendita l'ho saputo dall'agenzia, dice lo stesso Bini, che insomma torna in qualche modo nell'occhio del ciclone. Pasino. Beh, abbiamo appena parlato di Europromos e nella faccenda Europromos quello che è un punto importante è stiamo agendo nell'ambito della legalità ed è lo stesso discorso che da lettore rilevo in questo articolo pubblicato dal quotidiano locale
ho agito nella legalità. Ora, quello che la grande questione della politica credo sia questa: non tutto ciò che è legale è da un punto di vista politico opportuno, perché se portassimo il ragionamento alle estreme conseguenze diremmo: poiché è legale continuo a pagarli 4,5 euro e vinco gli appalti per le mense in regione, per i musei, adesso le attività estive dei ricreatori, alcuni di Trieste. C'è un tema di opportunità ed è questo che deve guidare l'azione di una persona pubblica, che deve essere specchiatissima, cioè, e non perché si tema che quella persona viola la legge, perché diamo per scontato che ciò non accada mai. Dice deve essere un esempio. Ma certo, deve essere persona particolarmente virtuosa, e in questo il solo fatto di destare dei sospetti è di per sé negativo. In realtà viviamo in un paese in cui siamo abituati a convivere con politici plurindagati o condannati. Questo è il problema vero, per cui alla fine basta dire non ho violato la legge, o mi faccia dire, guardi, io ho grande simpatia per il nostro sindaco, veramente grande simpatia, e credo che la maggior parte dei triestini lo direbbero. Ma quello che spesso dice, lui dice: guardate, io non ho mai preso un avviso di garanzia o una il mio condanna. casellario giudiziario. Ma questo a me non basta. Il sindaco di Piazza, persona specchiatissima, ma voglio dire una cosa diversa, che se nel dibattito politico entra per giustificarsi la frase beh, ma io non sono mai stato condannato, dico, ma bella forza, bella forza. E ripeto, ho utilizzato la questione del sindaco, che saluto caramente, perché questo argomento, secondo me, dobbiamo espellerlo dalla dialettica politica. E quindi il caso politico che secondo me riguarda l'assessore Bini è che dovremmo tutti impegnarci perché la politica possa essere popolata da persone che non utilizzano questo genere di argomenti per legittimarsi politicamente. Allora abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Finalmente sono riuscito a prendere la linea, grazie. Volevo parlare col signore che è ospite adesso, ma io volevo parlare anche con le signore di prima per il fatto dei parcheggi. Allora, per la zona periferie, i parcheggi, la colpa non è dei cittadini, la colpa è della pubblica amministrazione che fa un piano regolatore dormendo, non un piano regolatore per i cittadini, ma dormendo. Per quanto riguarda invece i parcheggi in città, noi abbiamo una città che è stretta tra il mare e l'altipiano carsico. Fino a Fernetti sono 12 km, quindi il territorio è piccolissimo e c'è poco spazio per fare i parcheggi. Però, diciamo così, abbiamo al Molo Audace, abbiamo Molo Quarto, abbiamo l'Ausonia, e abbiamo una città che vive sul mare e abbiamo i cantieri San Marco che non hanno cosa fare, non ci sono lavori da fare. Perché non gli facciamo fare 1, 2, 3, 4 piatte galleggianti e la spostiamo una volta a Molo Quarto, una volta all'Ausonia, una volta all'Audace. Dove che serve? Le zattere galleggianti per cosa? Per i parcheggi? Un rimorchiatore che la tira e la sposta dove che serve, sulle rive, quindi si risolverebbe in parte il problema dei parcheggi. E chiaro. Si risolverebbe anche un posto di lavoro per qualcuno che non sa cosa fare,
per i cantieri San Marco l'abbiamo smantellati. Va bene, grazie, abbiamo capito la sua proposta. Allora, affascinante in realtà. Affascinante. Penso da avvocato che si occupa anche di marittimo, ricordo quel giorno in cui dei rimorchiatori della Tepmare dovettero inseguire l'Ursus che veleggiava verso Venezia sotto le raffiche di Bora perché ha rotto gli ormeggi. Lo dico un po' così simpaticamente, no? Insomma, carichiamo varie decine di macchine su una zattera, questa zattera arriva un neverino estivo, rompe gli ormeggi e il comune deve risarcire o il costo del salvataggio alla Tepmare o il costo delle vetture, perché magari alcune si ammalorano. Allora, in sé bisogna essere capaci di prospettare anche soluzioni nuove, quindi insomma gli uffici tecnici, mi auguro che qualcuno degli uffici tecnici del comune sia all'ascolto, valuti, stiamo facendo una cabinovia, perché non fare anche delle zattere? E lo dico perché ho un amico goliarda, persona di destra di sicuro, che quando sentì questa cosa della cabinovia mi disse è quello che noi goliardi avevamo messo su una lista per partecipare alle elezioni universitarie e avevamo in mente di mettere tutte le idee più assurde, e abbiamo messo anche una cabinovia, no, 30 anni fa. Allora alcuni la ritengono una buona idea, molti altri no, ed è un'idea tecnicamente che ad alcuni può apparire bizzarra, quindi se vogliamo stare così un po' ai ballon d'essai, proviamo anche a fare delle zattere così trasportabili in giro per il Pasino, però tornando diciamo sul problema vero, cioè il turismo è evidentemente esploso, non aumentato, perché basta guardare, se fate un giro sui siti di prenotazioni di hotel per il ponte del 2 giugno, vedrete delle cifre incredibili, è una situazione di overbooking della città con una sorta di effetto, lo definirei quasi effetto Venezia di Trieste. Ora, è evidente che abbiamo visto i parcheggi per i croceristi spostati dal Pedocino, un altro sito più idoneo, abbiamo visto l'allargamento potenziale dei parcheggi in Portovecchio, che in futuro avrà un parcheggio da 1000 posti multipiano. È evidente però che non possono arrivare tutti con le auto in centro città, turisti stessi, quindi come dire, quel tipo di soluzioni, per esempio quando si è fatto il Park Povedo si parlava di navette di trasferimento, di auto che si parcheggiano lì, cioè serve un'analisi di sistema della situazione, perché poi se uno va il sabato mattina o pomeriggio davanti al Parco San Giusto in città vede la coda di turisti in fila che aspettano che esca un'auto, quindi ormai la situazione sta esplodendo, no? Allora, questo è uno dei grandi temi. Io mi sono candidato a fare politica non per parlare del micro problema della buca sulla strada, ma per questo di cui parla lei. Perché il tema è la programmazione. In questo, anche ieri ne parlavamo, il turismo porta con sé vari tipi di problematica, penso ad Airbnb, non so se gli ascoltatori sanno che per un punto percentuale di crescita della quantità di offerta Airbnb presente in una città, i prezzi delle case aumentano dal 6 all'11% e gli affitti in misura simile, per un punto percentuale. Allora cosa significa questo? Che noi, come lei giustamente accenna, dobbiamo fare un ragionamento di sistema e su questo noi ci eravamo molto focalizzati in campagna elettorale parlando di Portovecchio, però tutto sommato le due cose si tengono, perché si diceva come possiamo immaginare noi di utilizzare il Portovecchio se non abbiamo ben chiara qual è la vocazione futura della città. Ieri sera c'era una certa unione di intenti tra i vari politici presenti assieme a me a Ring, quando si diceva stiamo attenti, non è che è il turismo la panacea, il turismo è una delle componenti di una città complessa in cui industria e porto sono le grandi componenti che debbano regolarla. Però questa cosa qua, io ieri sera lamentavo che da parte di taluno in fondo c'è una sorta di senso di liberazione, arriva il turismo, grande successo, non ci dobbiamo più preoccupare, a questo punto l'industria, insomma, no?
poco male se la Varzi la chiude, la stringo, però guardate, questa cosa è serpeggiante, cioè ieri ho utilizzato il termine la gambassinizzazione della città, cioè il dire vabbè dai facciamo un casinò e poi siamo tutti anziani, ci portiamo il cane a passeggio sulle rive ed è finita lì. In realtà no, cioè la nostra città è una città con la ricerca, una città di confine, una città meravigliosa non perché è bella, meravigliosa perché è sempre stata un crogiolo di persone e di menti che può costruire tanto in questa città. Allora quello che bisogna fare e su cui si sfidava un po' il sindaco, e non so se ho l'impressione che su questo non si sia ancora arrivati, è un po' quello che suggerisce implicitamente lei, cioè quando parliamo dei parcheggi per accogliere tutti questi turisti non ci possiamo ridurre a dover risolvere un problema di code per andare al parcheggio del Teatro Romano, ma dovremmo accoglierli intorno, vabbè io immagino, no? Sappiamo già, il sindaco ci direbbe stiamo facendo la cabinovia, però mi risulta che i parcheggi là siano 450 circa, sì. Dove andiamo con 450 parcheggi? A malapena soddisfiamo le necessità di chi vive in altopiano e dovrebbe utilizzarla per scendere. Ci dovrebbe essere una cosa sistemica, piazzare dei parcheggi, suppongo, intorno alla città e attivare dei collegamenti molto importanti perché calino i turisti da quelle zone attraverso un sistema di trasporto pubblico locale molto più poderoso dell'attuale. Però ci vuole un'attività di pensiero e poi concludo, che non è quella, vedete, quando io mi trovo a parlare con alcuni esponenti del centrodestra, così prima, chiacchierando, mi dicono, beh, ma guardate, c'è il piano regolatore, quindi di cosa stiamo parlando? Io invece non sono del tutto soddisfatto da questo punto di vista, perché una città si evolve costantemente e qua il tentativo che aveva fatto Cosolini dando a Ernst & Young, mi pare fosse, quello studio era in nuce quello che poi anche il candidato sindaco del centro-sinistra aveva in mente, cioè cerchiamo di programmare in qualche modo, di riflettere in modo tale che non sia estemporaneo quello che si fa, che non è che arriva il presidente Fedriga e dice, beh senti, hai il problema degli oneri primari, di mettere insomma fogne, il sistema fognario e l'elettricità in Portovecchio, ti prendo io 4-5 magazzini, ti do i soldi così risolviamo questo problema, ma non è questo il sistema, cioè questo non è un approccio razionale, perché questi sono rattoppi a un problema. Quindi insomma se il punto politico, poi concludo, sarebbe stimolare un ampio dibattito con menti fresche, anche non necessariamente triestine, che ci aiutino a guardare la città del domani. Qualche istante di pubblicità, ci rivediamo tra poco. Allora, bentrovati ancora a Sveglia a Trieste. Stavo chiedendo proprio fuori onda al consigliere Alberto Pasino se ci sono commissioni in programma. Ne parliamo tra un istante perché c'è una telefonata in attesa. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora volevo chiedere all'ospite, lei crede nella democrazia? Nell'istituto delle elezioni, sì o no? Mi sente? Sì. No, l'ospite dico, se mi può rispondere se ci crede nella democrazia e nelle elezioni. Vada alla questione seria. No, deve dire, sì, scusi, perché allora, quando sono le elezioni ci sono le varie cose, i vari partiti che presentano un suo programma. Quello di Piazza era comprensivo della cabinovia, una volta addirittura c'era il suo capo che voleva fare la spiaggia di sabbia a Barcola, cioè ognuno presenta il suo. Ecco, quando uno vince, conta più chi comanda o un comitato? Capisco che il comitato può essere 1.000, 10.000, 50.000, non so quanti sono questi del comitato, però su 200.000 è un quarto della popolazione, giusto? Allora, perché un comitato può prevalere sul comune?
E non mi venga a dire è impattante, c'è un discorso stupido. Allora se è impattante, noi siamo alla 7ª circoscrizione qua. Per me è impattante è vedere qua di fronte il termovalorizzatore. Perché non lo portiamo solo a piscina? Così, tanto non so cosa viene fuori, perché io vedo sempre dalla mattina alla sera sempre viene fuori del fumo, non dal camino, dal livello basso. Allora noi abbiamo avuto, prima abbiamo avuto l'inceneritore, passato l'inceneritore, il termovalorizzatore. Prendiamo quelli che stanno in via Svevo, gli è stato messo, diciamo, il depuratore col suo buon profumo. Non solo la gente ha comprato questi belli palazzi che vedeva il mare, di colpo si sono trovati a qualche decina di metri da superstrada. E allora quello non è impattante. Ma io capisco che voi siete della ZTL, no? Dovete difendere questi qua. Ma signori miei, se quello è impattante e qui dentro, tra l'altro noi abbiamo avuto per 50 anni la teleferica, quella che portava i sassi qua di fronte all'Italcementi. Sì. E allora anche lì sono stati tolti gli alberi, una cosa e l'altra, che tra l'altro insomma mi pare che poi vengono tolti via adesso i pali. Allora se quello è impattante, e questo cos'è secondo voi? Certo, dice voi vi siete adeguati a quello che succedeva attorno e sulla base delle decisioni, dice? Sì, scusi, a me dà fastidio perché io qua vedevo il canale navigabile, non lo vedo più perché c'ho questa, tra l'altro invece degli alberi noi abbiamo 5 camini qua tra l'altro di fronte, no, per dire, 5 camini, uno di Italcementi, uno dell'inceneritore, uno del termovalorizzatore, un altro più là, e allora? Lo chieda al sindaco che è da 20 anni che governa. No. Il suo sindaco, guardi. Da quanto è formato questo comitato? 50.000? Quanto è il comitato? 50.000 è dura perché sono state proprio gli elettori che hanno votato. Il comitato non ha niente a che vedere con la politica. Questo è un errore. Allora cioè, si forma un comitato. Il dato programmato, ci sono i soldi? Basta! Viene fatto, cioè non è che uno si alza la mattina, non lo voglio, anche noi non vogliamo queste cose qua. Chiaro. Allora andiamo in piazza tutti quanti adesso. No, ma il discorso, una parte del discorso del signore è assolutamente lineare, cioè dice la città ha votato, ha espresso la propria preferenza per la giunta di piazza per il centrodestra ha portato avanti questa idea, l'idea di conseguenza si fa, cioè si mette in pratica. Questa è la linea del telespettatore che dice ma allora chi comanda, diciamo, chi vota e elegge un proprio rappresentante che ha in calendario una determinata idea o chi ha perso? Allora, la questione è semplice. Intanto io ho assistito a un programma vostro con 5 persone in questa stanza, uno era un politico, 4 persone erano comuni cittadini, tutti e 4 erano contrari alla Cominovia. Statistica. Allora, questo cos'è? Russo si è parlato alla CLAC? Non credo che questo... Il mercoledì a Sveglia Trieste. No, gli ospiti li abbiamo presi noi, non c'è bene Russo. Allora, la prima questione è che molto probabilmente la maggior parte dei triestini è contraria. Prima questione. Su questo ci vorrebbe un sondaggio vero. Bravo. Che si poteva fare. Il sondaggio vero non è stato quello lì, dai. No, sono d'accordo. No, non è stato fatto. Il referendum che certo. Si poteva fare non è stato fatto. Primo. Secondo, il comitato non è la politica. Cioè, non è che perché un sindaco vuole fare una cosa può impedire che i cittadini si organizzino e segnalino le incongruità del progetto. Perché sarebbe a dire, siccome io ho vinto, nessuno parla, nessuno critica. Ma questo lei mi è stato chiesto se sono democratico, ma ragionare così significa essere Ceausescu. Non c'è critica? E la critica c'è, questa critica non è di fake news, perché la pubblica amministrazione triestina ad un certo punto, quando ha presentato il progetto, ha detto tra l'altro non credete alle fake news che dicono questi qui. Bene, se non che sono arrivati pareri della pubblica amministrazione che hanno detto la stessa cosa. Provassero a dire a quelli che queste sono fake news. La telefonata di questo ascoltatore dimostra che il clima è avvelenato.
ma il clima è avvelenato mica perché uno di opposizione fa quello che deve, e cioè dice che questo progetto fa acqua, perché se non lo si facesse, lo ripeto, non saremmo in una democrazia. Cioè io sono stato votato per oppormi a quel progetto, perché questo l'ho detto in campagna elettorale, e cosa non lo faccio perché il sindaco desidera farlo. Io dico al sindaco, auguro di farlo, perché, perché dice lo voglio fare, pensa che sia legittimo, ma che vada avanti e lo faccia. Quello che dico è, con gli strumenti che mi dà l'ordinamento, cioè gli strumenti di opposizione, faccio presente i limiti di quest'opera, faccio presente che io per quest'opera non spendo 62 milioni di euro, che non pagherò io, perché sarò morto quando si pagherà questo debito, pagheranno i nostri figli. E allora chiedo all'ascoltatore, lei ne ha di figli? Perché questi signori qui cacceranno milioni, non solo per la realizzazione dell'opera, ma per il mantenimento di quest'opera, che sarà in perdita, un nuovo via in perdita. E poi si lamenta, e chiudo, abbiamo un sacco di sconci che mi impediscono la visuale sul canale navigabile. Lo ripeto, si lamentasse con la persona che ha governato, cioè per 20 anni la città. Non può essere imputata all'opposizione l'esistenza di quegli sconci. Veda, c'è un tema di partigianeria, ci sono alcuni che desiderano che si faccia l'ovovia e sono molto animosi, evidentemente, al punto di dire che chi è contrario all'ovovia non è democratico, che trovo un insulto inutile. Io penso che questa è una democrazia. Si è evitato di fare referendum, evidentemente. Là è legittimo, no? Cioè, c'è stato un provvedimento che ha ritenuto che non si facesse, però... Già accaduto in era Illy per un progetto su Stream. Sì, ma me lo si faccia dire, è una grande occasione mancata. Perché veda, io conosco il nostro sindaco davanti a me 2 volte, prima che io mi impegnassi in politica, ha detto una cosa, cioè ha detto, guardate, quando si parlava di terminal offshore, il terminal offshore è un progetto che faceva Venezia per fare un porto al largo. Occhio, di cui Costa oggi torna a parlare. Bravo. E allora venne al Propeller, io non ero in nessun modo impegnato in politica, e disse, io intendo sostenere la realizzazione del terminal offshore. E ovviamente più persone opinarono, dissero, ma no, guarda che è un problema. E lui rispose, feci le nuove rive, era pieno di oppositori, poi le abbiamo fatte e adesso sono tutti convinti. Allora, e rispondemmo, questo non fa del terminal offshore una buona idea, perché è una scemenza. Perché è una scemenza? Perché se ne parla con qualunque tecnico della logistica, le dirà che per il numero di rotture di carico, e non sto a entrare nei dettagli, ma è diseconomico, non ha senso. Allora qual è il tema qui? Che il sindaco può dire in cuor suo, io la faccio nonostante l'opposizione, e un domani i triestini mi saranno grati, perché questa è la sostanza del ragionamento del nostro sindaco. Ecco, io non ragiono nella prospettiva del sindaco, io ragiono nella prospettiva dei miei figli. Io ne ho 4. Io non passerei alle mie figlie questo debito, non lo passerei. Fine. Tecnicamente su questo progetto specifico non mi convincerà mai. Dopodiché, voglio dire, accetti la mia amicizia, io gli sono amico, spero che lui ritenga spero che sia reciproco questo sentimento, ma ritengo a mia volta che questo progetto, se non si realizzasse, sarebbe meglio. Abbiamo ancora una telefonata, pronto, buongiorno, prego. Pronto? Prego. Buongiorno, sono Elvio dell'Isola. Ciao Elvio. Buongiorno Elvio. Vorrei dire che il signor che parla bene anche gesticolando, perché mi sono nato a Isola del 32 e me lo trovai in piazza San Sovino nel 52. Manda via di quelli che rappresenta il signor, la fratellanza, l'uguaglianza dei popoli. Sono attorno per il mondo e ancora in palla. Allora, che sono incolto, perché ho fatto il ginnasio a Capo d'Istria, e mi ricordo delle frasi, Cicero pro domo sua.
tutti parla per se stessi, per l'ideale si sa giusto o ingiusto, la realtà è ben difficile, è ben diversa da quel che prometti. Auguri a Tele4, Grazie Elvio, tanto tempo non ti sentivo, mi ha fatto piacere sentirti al di là di qualsiasi altra considerazione. Io però lancio uno spunto a Pasino, no? Perché ci sono tante persone che combattono questo progetto, però dalle quali non sempre vedo una totale onestà intellettuale. Mi spiego. Ci sono una quantità di case costruite sulla zona, diciamo così, sul costone che va verso il Carso, in zone dove anche dovrebbe passare la cabinovia e i suoi tralicci. Ci sono un sacco di queste case che con la loro costruzione hanno sostanzialmente ostruito i famosi pozzi artesiani che consentivano all'acqua di defluire, e ne vediamo gli effetti a Barcola. Uno va a fare un giro a Barcola, siamo a frane una dopo l'altra. Sì. Sarebbe bello che dalle stesse persone che si oppongono alla cabinovia ci fosse però anche, credo per coerenza, una levata di scudi contro quel tipo di operazioni e contro possibili ulteriori edificazioni, perché se è vero che mettere i piloni, fare quel tipo di interventi creerebbe ancora più problemi anche di dissesto idrogeologico, non solo al tema del non me piasi l'ovovia, non è un progetto della sostenibilità, eccetera, eccetera, CO2, che l'ingegnere Fermeglia l'altro giorno ha fatto praticamente una tesi di laurea sul tema, no? Però c'è anche questo tema molto più pratico, cioè se non si deve fare quel tipo di progetto, allora bisognerebbe ragionare sul fatto che lì case non se ne costruiscono più e che addirittura alcune case, per evitare che poi ci siano delle situazioni ancora più gravi, forse, non dico andrebbero abbattute, ma un ragionamento andrebbe fatto, perché c'è un problema serio da quel punto di vista se prendiamo questa linea. Allora la prendiamo tutta, oppure io su questo noto una situazione un po' partigiana. Diciamo. Benissimo, allora io penso che chi si esprime sull'Eurovia si esprime in termini puntuali, muovendo delle critiche al singolo problema. Si chiede coerenza rispetto a questi temi a chi non governa in realtà, cioè la risposta dovrebbe essere vedremo all'opera queste persone se e quando governeranno. Cioè, anche qua direi, ma guardate che cioè, il governo della città dopo la caduta di Illie, salvo un breve periodo in cui anche per blocchi di carattere di finanza pubblica Cosolini insomma ha fatto pochissimo, il governo è del centrodestra, quindi il paradosso è che io sono seduto qua e voi comunisti, ma non da lei, voi comunisti, e io un comunista, insomma, va bene. Pasino sul comunista direi proprio di no. Lascio dire che sono tutti simpaticissimi i vostri ascoltatori, insomma. Ma dico, quando i comunisti governeranno, poi verranno criticati per quello che hanno fatto, ma per adesso vengono criticati per quello che hanno fatto gli altri, cioè, quindi mi sembra veramente, è una arringa facile questa che mi chiedete. Allora, prima abbozzavo una domanda sulle prossime commissioni di trasparenza, visto che siamo anche nell'ultima parte di trasmissione, per capire dopo il caso Europromos cosa bolle in pentola per le prossime discussioni. Allora, io ho un'idea in mente, voglio articolarla, è un po' prematuro, diciamo, però attiene tra l'altro al turismo e ai servizi a favore di Trieste, e cercherò insomma di articolare un'ipotesi nei prossimi giorni e credo se ne parlerà e mi auguro insomma che i lavori non si cerchi di ostacolare l'attività dell'opposizione, ma la politica, come peraltro, guardi, io ho avuto gran parte dei consiglieri di maggioranza che hanno partecipato alla trasparenza, sono stati contenti di partecipare a quei lavori, quindi dobbiamo renderci conto che non c'è, come dire, la gestione che io ho in mente di questa commissione
non è così strumentale, non è fatta per mettere difficoltà. Giorgio Rossi non sarebbe venuto se credesse che io ho uno stile così aggressivo. Che fosse una trappola, diciamo così. Non lo è, e difatti la commissione di trasparenza precedente è venuto il sindaco. Io ho molto rispetto per chi governa, comprendo che è complesso, muovo critiche e spero che la cosa non spiaccia troppo ad alcuni ascoltatori, per stimolare la Giunta a riconsiderare, magari a mettere a posto certi ingranaggi o certe scelte che forse non sono le scelte migliori per la città. Ecco. Siccome prima parlavamo di largo respiro, di progetti per il futuro, eccetera, in ambito politico, so che ancora, diciamo così, la legislatura comunale è lunga, ma domando a Alberto Pasino, che è stato uno dei rappresentanti di punta della lista di Russo, come va avanti questo progetto politico della lista Russo Punto Franco? Anche perché insomma, tanti dicono poi che anche che Russo vuole ripresentarsi, insomma, ma poi c'è anche un progetto della base di chi sta attorno a quel tipo di progetto per il futuro. Allora, diciamo che Francesco Russo, quando si è candidato, aveva in mente una progettualità alla quale ho personalmente e attraverso l'Associazione Trieste 2030 partecipato. E il tema all'epoca era esattamente questo. Io ho parlato, tra l'altro, prima di scegliere di candidarmi assieme a Francesco Russo o a sostegno di Francesco Russo, ho parlato con la lista di Piazza, parlato con Forza Italia e poi con i partiti con alcuni partiti del centro-sinistra. E abbiamo visto che chi era ricettivo delle nostre idee, abbiamo ritenuto che chi era ricettivo delle nostre idee, cioè Francesco Russo, fosse il candidato da sostenere. Qui parlo dell'Associazione Trieste 2030. In futuro il ragionamento sarà identico, cioè abbiamo un programma che stiamo in qualche modo cercando di attuare, cioè il tema Ovovia è: invece di Ovovia facciamo una metropolitana leggera di superficie, che era quello che abbiamo detto in campagna elettorale, punto. Cioè non è che ci discostiamo, no? E questo faremo per l'intera legislatura. Dopodiché, quando si andrà, e parlo però a titolo personale, perché Paolo Altin e Giorgio Sclip sono gli altri due componenti del Consiglio Comunale espressi dalla lista, che continua a sostenere il programma di Francesco Russo, ma che immagino ciascuno alla fine farà un ragionamento personale. Certo, il mio ragionamento personale ha, primo, un orizzonte politico. Vediamo chi si candida per fare cosa. E se questa cosa coincide con le idee guardi, l'Associazione Trieste 2030 esprime tanto fosforo, e non il mio. abbiamo con noi. Chi nuovamente, diciamo così, esprimerà delle posizioni concordanti a quelle che sono le vostre linee avrà il vostro senza dubbio appoggio. Allora, guardi, senza particolari, come dire, pregiudiziali e ideologiche che non siano, e lo dico con chiarezza, insomma, tagliamo le code, ecco, per essere chiaro. Grazie Alberto Pasino, lista Russo Punto Franco, è tutto, noi ci vediamo alle ore 13:20 c'è il TG, restate con noi. Buona giornata, arrivederci.